手のたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でほんまに不器用なのにどうしてさよならだ言えたけどダメだねダメよダメなどよ。あんたが好きだい好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出が赤のたバカみたい本当バカであんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎナチなりさえが叶えましたなのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やないその色指輪外しますざまみのせいせい水はいい加減待っててもバカにたん好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざらにのせいせい死ぬはなんなのよこの涙赤んたOk, allora devo correggere questa cosa. Ecco perché non si era messo. Che giustamente da poldo quale sono, Tu sei un po' poldo. io ho detto caricaci il sito con la colonna sonora di Baka Mitai
con il testo, gli ho messo come comando finale, giustamente per Poi non tempistiche. cambia. No, lui avvia quel comando dopo che è finito tutto, quindi se finisce la canzone e poi mi apri la pagina, c'è un attimo un piccolo problema. Allora. Vediamo un attimo innanzitutto se il microfono c'è, questo c'è. Sembra che ci sia tutto. Quindi buonasera. Drogatelli stanno arrivando. Unitevi. Io voglio assumere personale. Pure io oggi volessi assumere personale che ci impacchetta le cose, però il gioco è avido. Ok. Continuo. La Protolo Inc. riapre i battenti. Un giorno arriveremo anche noi a questo. Chi lo sa? Certo che ci arriveremo. Allora. Ma in realtà forse a breve, perché dobbiamo produrre metanfetamine fra poco, così. Sempre ovviamente Ok, in live stiamo andando, eccetera, eccetera. Tutto qui perfetto, tutto sistemato. Mettiamo la chat e via. Allora, Gianmarcone, siamo tornati qua, nel fantastico mondo di Sgrondel. Allora, abbiamo un bel po' di cose da impacchettare. Quindi ciò vuol dire soldi. Però noi dobbiamo andare domani mattina e farci un pochettino di... Allora, ne abbiamo 40 da poter imbustare, sì, e 8 li potremmo fare speciali, anche perché sì, abbiamo la cosa nuova. Quindi questi 20 qua ce li impacchettiamo, più gli altri vediamo eventualmente o di venderceli singolarmente. Dobbiamo comunque poi andare a caccia sia di nuovi clienti nella nuova scheda, che nella prima li abbiamo presi effettivamente tutti. Solo la cosa importante è vendere tanto per sbloccare la warehouse, perché non so se compriamo subito la casa vendendo tantissimo, se già ci abilita le persone, o ci deve fare prima il tutorial. questo non lo so. Allora, noi se vendiamo tanto comunque ci alziamo di livello e ci possiamo comprare la casa, quindi non mi posso neanche autodenunciare perché sto lavorando da solo, quindi se mi slogo un polso per fare sta cosa, capito? È un problema. Cazzi tua comunque. Allora, tu vedi qua e tu vedi qua. 20 di Green Daddy Purple Premium. Yeah. Poi mettiamo altri di questi. Bustina Trix ce li abbiamo. Era una carta di Yu-Gi-Oh! Difatti noi qua non abbiamo le carte, ma stiamo imbustando altro. C'è manco Yu-Gi-Oh! Queste sono pepite di liquirizia. Pepite di liquirizia? Sì. Liquirizia viola? Allora, una coltivazione un po' particolare di liquirizia questa. Non so se faccia bene all'organismo se è viola, così non dovrebbe esserlo, no? No, che è particolare così, capi? Aromatizzato, liquirizia al ribes. Però che liquirizia è se è ribes? Allora, è una liquirizia che ha anche le proprietà e il sapore del ribes. È come dire pomodoro alla banana. Scusa. Mi sa che ha segnato. Ah, è vero, ma quello stasera se vince il Napoli è scudetto. Non lo so, non credo. A me così me l'avevano spiegata. Se vinceva stasera è scudetto. Quando finisce, se sentiamo il finimondo, è confermato. Se no, non saprei. Fa mucca. Che ci sta sempre bene. E poi contro il Genova, contro il quale noi siamo gemellati. Però, fa mucca. Mi spiace, amici di Genova. Basta. Noi non ci uniamo a queste diatribe calcistiche, noi vogliamo bene. Siamo tutti amici. Allora, vediamo sullo scaffale che cosa abbiamo. Allora, noi abbiamo un beniamato ciuffolo. Allora, noi andiamo a letto. 20 di queste nuove le vogliamo vendere singolarmente o le diamo al pusher per vedere un attimino al dealer? Per poco, porca la miseria. L'altra giornata. Allora, il dealer non ha niente. Allora sì, diamo 20 a lui. Dai, a lui. Se no, scusa, tu hai fatto quelle speciali pure? Già gli abbiamo dato tutto. Sulla mensoletta lì non abbiamo più niente. Non le potevi fare. Vabbè, 20 a lui e 20 a noi, Facciamo. Allora, intanto ci dai 232. Poi
ti prendi 20 di queste ce le teniamo noi, e dopo ti portiamo pure quelle speciali. Minchia quanto è veloce, mamma, Sì. mamma che salto che ho fatto. Allora, tu vendi la medicina contro Forse l'influenza. l'avevamo fatta, infatti. Ah, così ci servono, mi sa, delle trash bag pure. Allora da prendiamo 8 di queste e ci facciamo le 8 speciali con il flu. Vai. Ci prendiamo 5 sacchetti della monnezza e va bene così. Mimi, polizia. No, noi tra l'altro al Polizia. prossimo rank sblocchiamo la crafting nuova. C'è l'imbustatrice automatica. E quella già è una cosa buona e giusta. 7,50, mo che abbiamo più di 5, quasi 6.000 dollari. Anzi, quanto costava la casa? 6.000. Con queste vendite che facciamo la potremmo comprare già, ma E ora dobbiamo valutare un attimo. Forse conviene prima comprare l'imbustatrice allora, per la casa. no, conviene prima la casa, anzi conviene prima comprarci qualcosa di nuovo da piantare, senza che aspettiamo i soldi che poi prendiamo o dal dealer o da quello che ci rimane qui. Vediamo pure l'obiettivo là che diventa, che magari ce lo dà come obiettivo. Basta che passa sta giornata con qualcosa che vendiamo oggi ed è fatto. Allora, qua abbiamo il mixer e ci fa questa, però non cambia così. E allora con questa non va bene. Ma aspetta, proviamo uno ed uno. Ok. Allora, a questo punto noi facciamo... Vabbè, era il vecchio messaggio. Noi a questo punto dobbiamo fare... Fa assolutamente un ciuffolo. No. Allora non conviene. Quindi dobbiamo fare così, aspetta, cazzo. Aspetta. Proviamo una cosa. Facciamo col Viagra? Yes. Allora, tu inizi a fare qua. Sì, se trascini troppo in fretta che escono dal cerchio esplodono. Quindi facciamo così. Voi mettetevi qua. Tu aspetta qua. Salve. Abbiamo degli evidenti problemi di erezione, quindi... Io provo con mouthwash, outline, via di setto. Ci mettiamo sul mobiletto dietro. Non dobbiamo ce l'abbiamo. in questo caso. Ok. Tanto le speciali comunque ci conviene darle sempre al tipo, che se le vende Fino a quando non abbiamo qualcuno che si occupa di fare quello là. Più che altro è che noi sfighiamo, cioè abbiamo 4 speciali, ce ne chiedono 7. Almeno quello se le vende lui una alla volta e ci fa i soldi. Allora. Basta, che metodi usa il bastardo? Che trick! Che trick! Ha rischiato di morire appizzato. Allora, a sto punto vabbè. Ne facciamo, dobbiamo buttare la spazzatura. Va bene. Allora, la spendette. Allora, innanzitutto mettiamo busta e spazzatura qui. Poi, il Listerine poi anche se aspetti, il Listerine è quella più potente. Il Pisterin. Ma è PP. Ne proviamo questo e questo che è di grado superiore. Forse questo potrebbe fare di più. Questo li ho comprati. Che ne abbiamo visto con la categoria precedente, il Viagrol. Vale meno, è meglio con l'uovo Viagrol. Ok. Allora, quindi Listerine vai qui. A sto punto metti queste, questo qua. Allora, come sei avaro gioco, mamma mia, di sentimenti proprio. Ecco qua, ok. Un Viagra ce lo teniamo già lì sopra. Ma buttiamo munizione. Allora, aspetta, guarda come facciamo. Qui tutto pulito. Gianmarco. Allora, noi facciamo. Prendiamo qua.
Ne possiamo mettere più di uno, secondo te? Due l'altra volta ne abbiamo messi, ma non so tre. Portiamoceli tutti. Facciamo questo nuovo esperimento sociale. Lanciateli giù nel mentre, così. Immagini prendi tipo una persona, una macchina, pom! No! Sgrondel! Mamma mia, il canestro del secolo. Poi, fum! Nel buco poi parte sta musica all'improvviso. Allora, ragazzi, non vi fottete le sacchette. Allora, proviamo a mettere questo. Due. Proviamo a metterne. Forse se li metto comunque si bugga e me li fa valere. Aspetta, aspetta. Io lo. Vabbè. Metti questo così e questo sopra. Aspetta. Pure con questo non credo. Aspetta Gianmarco. Gianmarco, tu devi credere nel potere del videogioco. Non quando fa queste cose che si triggerà il sacchetto sotto. Allora, tu. Sacchetta, dove? Devo fare la sacchetta. Allora. Ma perché? Tu sei un Ma perché? dell'essere umano. Vai, prova con 3, vedi se si chiude. Sta fatto. Va bene. Sei un poldo. Ok. Va bene, ne abbiamo giocato un po' con la spazzatura. No, abbiamo fatto a volo $50. Adesso ci siamo ripagati Listerin e compagnia bella. Così Ecco ho sì, fatto 53 $. Allora. Già Marcone. A sto punto, noi ci abbiamo queste da prendere. Ne abbiamo molte di più qua. Allora, iniziamo a fare così. Cesoie. Ok. Prendiamo monnezza. Qui non è caduto. Ok, allora. Con le bustine dovremmo farcela giusto. Allora. Ok, queste qua e ne abbiamo altre 16. Poi ci dobbiamo imbustare questo qui che dobbiamo andare al dealer. Poi abbiamo le ultime 12 bustine, quindi le abbiamo un attimo finite. E ci imbustiamo questi qua. Allora. Ok, ma a sto punto queste due le diamo, anzi le portiamo pure prima che scatta il coprifuoco. È stato proprio face to face. Hai capito che cazzo succedeva, così? Cioè avevi tutta quella perposizione, oggi dovevi fare il quick time su 4 spot contemporaneamente mentre girava. Beh, diciamo al limite grande mezzo e via. Sì. Questo è più veloce, ne siamo scappati con quello base. Capito, ma poi diventa vivo o morto di nuovo. No, non ti preoccupare, dove è andato Benji? Questo gioco oggi è fatto bene, non spawna nella casa. No, è andato effettivamente a vendere da qualche parte. Ne sono rimaste. Oh, comunque ha venduto già quasi tutto. Bravo. Mi lascia anche in un pacchetto. Allora, lui di solito viene da là. Si deve ritirare a casa.
Eccolo qua. Posso richiamare? Stavo dicendo, se sulla mappa Ma tu posa i soldi. sui soldi perché Benji, Beh, ce ne abbiamo Benji, allora, però. ti diventi Due. a posto, vai. Pensi. Allora, noi Gianmarcone, amico dei fanciulli e dei ragazzi. No, se sia pure amico delle guardie. No, non so. Allora, a questo punto Che cosa ci abbiamo? è questa qui. Noi abbiamo solo questa. Solo La questo? Green Daddy Purple, Ok. che si vende a 44. Si vende anche di meno. Allora, noi la dobbiamo alzare almeno così a 46. Facciamo. Allora, aspetta, questa però è quella che abbiamo fatto con lo sciroppo. Capire? Premium marijuana, così. Premium marijuana. Così. Allora, premium è una cosa particolare e sfiziosa. Tenti il cinquantello? Sì. Vai, cinquantello sia. For sale. Dai. Si vende. Con 50 è più facile a calcolare se ci vogliono fare la controfferta. Allora, Gianmarco. E anche Marco. Sono io. Io direi a questo punto aspettiamo se arriva qualche messaggio Ci iniziamo a di qualche cliente, qualche ordine per domani. Abbiamo 6.648. Dire, facciamoci sto giro di vendite. Iniziamo già pure domani mattina a chiamare lo zio e ci facciamo prendere delle piantine nuove per iniziare a preparare i nuovi lotti. Si compra casa, si passa di livello e si va nel warehouse per capire che succede là dentro. Sì, penso dovremmo fare a botte là, quindi vediamo un attimo se ci chiede di comprare prima qualcosa, magari un'arma, una mazza. Io ho visto che ci stanno le mazze, lo zio. E penso che ci spiegherà pure come fare. Con la gente. Penso ci dirà come fare, magari già a livello a posto. Eccola là. C'è anche la benza. Ma questi ci dicono compra la benza e dai fuoco al posto. Allora. Signori, siamo operativi. Nessuno? Vediamo se troviamo dei clienti noi, così facciamo qualche vendita noi. Ehi, no, sta folli. Solamente sono le 7:30 di mattina, dai. Nessuno si vuole fare un cannone a quest'ora, dai ragazzi. Allora. Ehi. Devi aspettare alle 6 del pomeriggio. Ok, qua dobbiamo venire alle 6. Arm dealer. Ok, va bene. Dove cazzo stanno là? Staranno all'interno, quello è il mercato nero. Oggi fagli un'offerta a questa. Ehi. Allora. Questa che fa? Allora, offrigliene. Fagli 3 a 150. Vedi se a 133. Fai 140. Accettato. Ehi. Allora. Tu hai un campione gratuito. Magari diventi cliente? Abbiamo un nuovo cliente. Doris la Salve, no, tutto a posto, tutto a posto. Caramelle per la gola. Oi, un bro. 4 per 2,40, assolutamente sì. Siamo pure qua vicino. Proprio ora, bro, sei il nostro primo cliente del giorno. Stai, figlio di butta, vieni a prendere la droga. Muoviti. Eccolo qua. Ehi, Austin. Dobbiamo dare 4. 4. A posto. Grazie, altri soldi. Cancelliamo la vendita. Ok. Tu. Io e te dobbiamo parlare un attimo. Faccia vedere. Daccela. Presa. Andiamo a mettere così. Allora a sto punto io direi pure aspetta. Ottimizziamo. Vai. Ah, è vero, così noi ci possiamo anche incontrare con lui e fare scambi più vantaggiosi. Però dove lo troviamo? Sotto il West Bridge. Per le prossime 6 ore. Aspetta, il punto è qua. Il punto è quello qui sotto qua. Aspetta. Dovrebbe stare qua da qualche parte allora. Ispezioniamolo tutto. C'è sto coso qui. Eccolo qua. Poi Lozzi.
Sembra Gustavo Fring. Però c'è sempre le stesse, da zio. Al momento sì, abbiamo solo queste, però noi non abbiamo piantine in crescita. Abbiamo prima la grandetti, ce ne abbiamo 28. No, noi iniziamo a comprare questi per farle. un'altra cosa? Sì, perché così iniziamo già a far fare le altre piantine e non perdiamo tempo. Il fatto è che mo ce ne potrebbe uscire un'altra nuova, comprare una vecchia. Almeno 3 di uno, almeno 3 di queste. 3. Sì, e che così proviamo la packaging. Vabbè, no. Non ci abbiamo neanche ceppolini per... e paghi direttamente qua. Ok. Boh. Quando ne ha, pagherò. Pago. Certo, bro, ci dai 55 euro in più. Se tu Solo nel scemi, pomeriggio. cioè, volevo dire, sei un grande. Allora. Nel frattempo, visto che ci abbiamo un'ora, anzi ci possiamo pure avviare alla zona. Poi è un minuto in realtà, sì. Però zio, le freccette sopra degli obiettivi sono separate. Perché devi entrare nell'edificio grosso là e devi parlare con gli... E mo vediamo, alle 6 ha detto possiamo entrare. Uno sporcaccione. Allora. Quello voi staccate. Guarda. 3 per Certo, 170. benissimo. A posto. Ce ne abbiamo 10. No, 5 e 3, 8. Abbiamo giusto là. Iniziamo ad andare al tipo, zio. Lui dovrebbe apparire qua. Proprio qua. E tu? Così non è che tu... No. puoi anche dire di no, eh. Quanti pari? Cioè, ti trovavi? Stombel. No, ho detto, se rimbalza, rimbalza. Certo. Rimbalza, vieni qui. Vieni qui. Oh, salata, zio. Era già sei tu. Dici tra 18 minuti. No, già si inizia a posizionare, certo. Ah, ok, va bene, va Ne vuole bene. 5. Tu ne vuoi 5. Ma grande Kyle, dacci il bonus. Dacci il bonus. Altri $30. Ci ha pagato 100 euro in più un altro poco questo. Vabbè. Ci dovrebbe essere Doris qua. Sta fattissima, non si dove. 3, a questo punto te le do tutte e 3. Perfetto. E noi dobbiamo entrare sempre qua. Mi scusi, abbiamo venduto anche altre sostanze. Non abbiamo fatto niente, vabbè. La fa qualche altra vendita, acchiappa un altro tipo, eh. Signorina? Ah, Donna? lei donna! Donna Summer? Donna. No, No, thanks. va bene, ci sta. Scuso. Doris, no, perché già hai usufruito troppo. Poi, nella tua vecchia stanza ci puoi comunque andare. Sì, ma non abbiamo lasciato niente là dentro. Però dico, si può usare anche quella stanza là per fare le cose, quindi. Sì. Nixon. Quindi ti restano sbloccati tutti questi, quindi vuol dire che potremmo mettere a lavorare gente anche qua, magari. Quando ci sblocca forse la cosa per le persone. Interessante, Allora, sono l'una. Facciamo così. qualche altra vendita. Iniziamo a piantare queste e vediamo di metterci un attimo la packaging nuova. Velocissimo. Che ci serve una macchina se abbiamo questo fulmine della Allora, tu... No. Allora, togli le bustine prima. No, io vorrei togliere questo più che altro. Come cazzo si Contain faceva? items. Ah, aspetta. Tolgo qua. Tasto destro, a posto. Mettiamo la nuova. Allora, aspetta. Facciamo così. Sì, va benissimo. Guarda, domani mattina togliamolo un attimo dal mercato così ci settiamo un attimo per bene sta situazione qui. Allora. Aspetta, questa è quella nuova? No, questa è quella vecchia, oggi hai messo. Aspetta. È l'altra. Eccola qua. Oh. Allora, a sto punto. Allora, drag, allora, Gianmarco, aspetta. Metti bustine. Se proprio dobbiamo fare, facciamo bene. Sì, tanto non ci abbiamo impegni. Facciamo bene. Sono, mo? Le due. Ci settiamo per bene sta cosa. Allora. Ci dai 50 bustine. Fai altre 50 bustine. Mi fai 10 di questi, visto che poi si sbloccherà quello nuovo e già ce li abbiamo. E basta. Non abbiamo lo spazio nell'inventario, porca la miseria, però vabbè, facciamo un paio di viaggi, ma ci sistemiamo tutto per bene. Allora,
Dobbiamo aspettare le 6. A sto punto. Vabbè, così inizia a mettere queste qua. Sempre 20 alla volta. Ok, io ora questo sì. volevo vedere. Allora, Vabbè, queste stiamoci qua. a fare lo spazio. Voi qua. Posate Voi queste. entrate un attimo Posate un attimo qua. pure la cesoia e la monnezza. Che sono No, aspetta, già, ma tanto quelli sono 2-3 slot da prendere, ce la facciamo. Ma ci togliamo pure questo qua e possiamo solo un attimo l'armadietto. Mobiletto su. Non so mo se lo fa mettere. No, no, credo. Allora, terriccio. Più che altro la vecchia packaging la potremmo andare a mettere a casa vecchia per non buttarla, che magari ci No, no, possiamo ma di mettere fatti alla non voglio packaging. venderla o buttarla quella. So già. Allora, poi facciamo uno e apriamo qua. Iniziamo a mettere l'acqua qui. Ok. Allora, già, ma e qua siamo a posto. Monnezza raccolta. Questo ti posso mettere qui. Ah, lo mette nella scatola smontato. Genio. Genio. Un po' piccola la scatola. Un po' piccola la scatola, però il fatto che ci abbia pensato. Sì, no, infatti è figo. Vabbè, il resto delle cose, la cesoia e lo skateboard vecchi, sti cazzi, quella roba non lo useremo mai. Allora, Erano ecco 5 qua. slot, non mi serviva. fatto. Sono cazzo. Il conto me l'ero fatto Sì. preciso, giusto, Ah, giusto. Però, sì. Che questi qua massimo ne prende 10. Erano 8 bustine, quindi abbiamo finito la giornata. Allora, Bustina. bustine al l'altro momento. Tocca metterle nell'auto. Momento no, mettiamo qua. Sì. Utilizziamo questo. E mentre Poi. le penso di azzecchine qua. Qua mettiamo tutto e ci prendiamo 3 di questi per metterli adesso qui per la crescita, in modo tale che crescono anche premium. No. E abbiamo prodotti buoni. Gli diamo anche una spruzzatina d'acqua. Dovremmo anche esserci con l'orario già, ma Credo di sì. ok, meno così per domani mattina abbiamo qualcosa con cui testare La paga. la packaging nuova. Ok, sono le 5:33. Andiamo là. Siamo pure perfettamente puliti, quindi Abbiamo soldi sia sulla carta che contanti. forse un po' Quindi di contanti dovremmo usarli, lo zio, vabbè, ma vediamo là dentro come si paga. Vabbè, penso cash. Effettivamente Penso pure io, cash. non penso che sia un mercato nero. Allora, mercante, arm dealer e il fixer. Che cosa Allora, noi fixer? dobbiamo recuperarci 2 bustine per la consegna di domani. No. Minchia, abbiamo spaccato il... No, fermi. Allora, Salve. ciao Stan. Allora, Cosa che vendi? c'è? Ok. Sono legali? Va bene, non sono legali queste armi. Va bene. Possiamo comprare qualcosa? Allora, iniziamoci a prendere una mazza. Vai. Iniziamoci a prendere una mazza, Gianmarco. Addirittura la padella fa più male della baseball. La sveglia la padella. Padella. Bastardo, tra l'altro. Che sciolli, guardalo col cartello. Ecco qua, Gianmarco, abbiamo risolto il problema delle armi. Allora, poi, se io voglio comprare pistola, faccio Hustler 2, ok, Parte no. comunque che una cifra che veramente... Poi c'è, Ah, possiamo anche depositare e prelevare, l'avrei capito. grazie. Cosa vendi tu? Vediamo. Acido. No, se Ah, tagliamo sì, le cose con questa è la l'acido. roba per fare la net serve. Ok, poi dobbiamo vedere in base a... Che... Vabbè, queste ce le chiede per fare la quest, non le compriamo ancora alla fine che si For paga cooking tutto. dry. No, vabbè. Però costano una cifra, così. Mixing Station Super Ultra Plus. Questa fa da sola, allora. Mamma mia, già, ma questa è roba di Vabbè, le game cose più forti le avanzato. dovremmo comprare qua. E c'è Ce ne dovrebbe essere un'altra ancora. sopra. Sì. C'è ma altre cose da fare. Che bello sto gioco. Sì, Yes. siamo noi. Oh, allora, quanto costa? Quanto ammonta?
Viene sempre la il botanist, a Bitmore, anche mi sarà... Vabbè, i chimici ci possiamo mettere a farli noi per ora, quindi... Andiamo a assumere qualcuno. Allora, fammi leggere un secondo. Uno che ci raccoglie in monnezza e ci fa fare soldi con quello. Uno un po' di un Planting, pulitore. maintenance, harvesting, packaging... Lo zio, un botanist e un handler ci servirebbero. Sì. Questo poi quando abbiamo Questo più spazio e più avanti soldi gli facciamo diamo da soldi, fare. sì. Allora, gli diamo botanist. Lo sweet shop è il negozio. Ci serve pure un letto, giusto, anche deve dormire con noi. Sweet shop 1000 e si prendono 200 al giorno. Porca troia, la zia, però, aspetta un momento. Allora, uno prendiamolo già, ma Però quale ci conviene di più? quello che ci cura le piante, tanto mo ci siamo potenziati il packaging. Per il packaging facciamo noi. Va bene. Almeno noi gli diamo le piantine e lui fa. Ah, ci ha dato una clipboard per fare il management. Ok. Ok. Che è questa? Ok, ma dobbiamo capire. Rossini the Botanist to a bed. Allora, noi dobbiamo tornare immediatamente a casa perché sennò abbiamo un problema. Intanto gli dobbiamo comprare il bed al Broschi. Allora, sì, mo ci dobbiamo comprare la casa. Picchia. Mo ci serve la casa. No, li facciamo. Che comunque mo abbiamo... No, no. Poverino. Ok, come ti assegni un letto, puoi usare la clipboard. Allora, guarda, a cazzo a costo di stare sveglio, un altro letto un attimino così. Che questo giustamente è il nostro. Allora, noi questo dobbiamo dire un pot, 3 pot, più assegnando il letto. Ok, noi gli... già mi hai fatto bene sto gioco, te l'ho detto. Sì, sì. Ok. Noi gli facciamo trovare tutto lì e gli dobbiamo dire dove deve depositare il tutto. Allora, Gianmarco. con calma sta cosa. Allora. Prima. Allora. No, togli sta cosa da mano adesso. Vai a dormire. Allora, Dobbiamo fare prima quella consegna. Sì. E dobbiamo comprare un letto. Allora, noi abbiamo da consegnare due di queste. Noi ci prendiamo al momento solo queste due qua. Consegniamo un attimo queste e ci compriamo un letto. E iniziamo a settare lui. Tanto casa nuova abbiamo 6 posti letto, possiamo mettere, quindi... Ok. Allora. Gianmox, metto un attimo in pausa, vado a fare un attimo quella cosa che ho visto l'ora. Non pensavo fosse così profondo. No, è bello, chi ha fatto sto gioco si è ingrippato parecchio. Guardate ragazzi, cane pazzo, va così.
miglioriamo la situazione. Allora, teniamoci un attimo per bene. Allora, dobbiamo A comprare sto un letto. punto dobbiamo comprare il letto, quindi andiamo di qua. Salve. C'è un bel 150. A posto. Modello Ikea, te lo porti, lo monti e via. Effettivamente lui lo potremmo piazzare pure con le piantine nell'altra casa. C'ha lo spazio. Però a questo punto Vabbè. ci conviene togliere la vecchia mixing, lo zio. Allora, Che noi questo mo sta- ci serve di fare un attimo, ecco qua, una cosa così. Pure che ci si muove poco, ci arrangiamo un attimo. Scusate, riesce a interagire poi con le cose. Non è che devo selezionare lui e dirgli questo è il tuo letto? Ok. Allora, bed, sì. E gli sei... Ok, ho capito adesso come facciamo, ok. Comunque bisogna guardare lui e dire tu e fai questo. E gli potevamo dare pure questo qua. Vabbè, Cioè, in realtà mo perché ce n'hai due, mi sa che lo fa mettere. ok. E il letto ce l'hai. Senior supply source to botanist. Ah, pure il cesoio ci vuole immorare, zio. Sì, che a sto Mo fa punto... tutto lui fa. A sto punto... Ah, unisci, aspetta, rimetti la cosa un secondo. Metti. Riunisci due cosi verdi che mi urta il sistema nervoso. Ah, grazie. ok. Mo me ne sono accorto. Allora, a sto punto... C'ha pure la valigetta sul letto, si è messo. Zio. Allora, brother. Supplies. Le supplies. Le prendi da qua. Sì. Le prendi da qua. Sì. Quindi qua gli dobbiamo mettere tutte le cose che utilizza lui. Sì. Quindi anche piantine e cose varie le utilizzi da qua. Poi dobbiamo fare qui. Ora dobbiamo decidere quali categorie fare. Questa è nuova. Questa è nuova. Questo è... Allora facciamo. Questa è coca. Qui fai la nuova. Questa è coca. Avevo stavo pensando alla cioccolata, Non cocoa. è cocoa, è coca. Questa è la pianta di coca. Facciamo questo col fertilizzante. E gli diciamo che devi depositare tutto qui. Non lo devi mettere, non è meglio solo poggia nella mixing. E poi noi la andiamo a svuotare soltanto. E poi noi lo mettiamo in bustato. Ok, tanto ci troviamo comunque quando fa le cose. Una Ok. cartellina con la faccia sul letto. Ok, e li fai qua. Ok, poi tu ci fai la penultima, sempre con il fertilizzante, e ci butti tutto sempre qua. Ma se non trova posto... Ma vediamo come si comporta. Già, ma tanto ce lo stiamo studiando adesso. Allora, quindi mo, se noi gli diciamo qui, qui e qui, io mo non so se lui ci prende già tutto. Allora, ok, il letto te l'abbiamo dato, le cose te le abbiamo messe. Ora perché non stai lavorando? Come ti pago? Ok, lo devi attivare. Lui giustamente a gettone. 200. Ah, ok, pensavo avevo sbagliato qualcosa. Ora sali? Ora lavori? Come faccio? Ah, dovevamo assegnargli pozzo, così dalla lista pure. Allora, vai là, premi. Assign pots or drain rocks. E voi non siete presi. Aspetta, aspetta, mo. 1 2 e 3. Manage tripod. Ok. Confermalo a lui, credo. Aspetta, glieli devo dare singolarmente. Così. Questo è per dare le indicazioni di dove deve andare il tutto. Ci ha dato dei soldi. Vabbè. Ok, tu metti là. Adesso tocca a noi, Gianmarco.
Allora, noi ne vogliamo 8. Pacco, vai prima, Pacco. Gianmarco, ma questo è il futuro. Gianmarco, E il Jeff. Gianmarco, ma questo è il futuro, Gianmarco. Ehi, Jeff, ne hai fatto vedere uno a terra, però. Tu fai qua. Oh, 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 Gianmarco, è oh, bellissimo tutto oh, questo. oh. È bellissimo. Ecco fatto. Non posso. Qual è il problema di impacchettare le cose? Siamo bloccati. Ok, ci siamo sbloccati. Allora, Jeffrey, sta situazione è temporanea. Ti Sì. prometto che migliorerà, però... No, Sgrondel è caduto uno. Ok, fai entra e esci. Aspetta, rimetto sopra. Ah, sopra, perfetto. Ecco, a posto. Vai. Oh no, altre. Aspetta, aspetta. Marco è diventato di una facilità assurda. Dobbiamo riassortire anche il nostro amico Steven Basalano, non mi ricordo il nome del tipo. Steven Basalski. Basalski. Allora, a questo punto, Gianmarco, a questo punto Gianmarco, allora, questi li abbiamo fatti. Caro Albert, mi fai un po' di... però quella giustamente di là non ce la vendi ancora. Non abbiamo queste di storia, quindi al momento dobbiamo solo fare. Quindi direi giusto che abbiamo lui a questo punto che ci dà una bella mano e la packaging pure. Noi quanto gli dobbiamo dare per ora a quei soldi? Allora aspetta, noi iniziamo ad ordinare. Sei di questi e 4 di questi. Ok. Allora, noi glieli andiamo anche a dare. Tanto qua vicino. Facciamo casa e bottega. 405. Aspetta, vai, da un secondo. Vai di qua. Ancora di qua. Guarda il muro. Ma è SpongeBob. C'è uno SpongeBob un attimino modificato. Trovato, però, sì. Allora, a sto punto, che noi mo così mettiamo le piantine e il fertilizzante lì sopra. Benji, aspetta, Wow, aspetta, Benji, siamo entrati nel 3000. Aspetta. Benji. Allora, Benji, tu ci dai questi. Prendi tutti questi. E vedi. Ci abbiamo messo ancora quelli sullo scaffale qua a casa. Allora. Ehi, giustamente non c'è le piantine. Non c'è le piantine. Questo si vende 200, fa 3 cose e si ferma, oggi però è... Allora. Bisogna trattare un po' il prezzo qui. Ci devono consegnare le cose, altrimenti è un bordello. Allora, vediamo un po' questa. Qua abbiamo segnato le colture. Se noi andiamo a parlare con te, vediamo la tua scheda. Allora, me qua prendi tutto da qua, quindi si può fare armadietto in base alle persone. Sì. E tu ti occupi di queste cose qua. Che noi gli abbiamo detto a lui occupati di questo vaso. E poi ci siamo impostati il vaso per la produzione che vogliamo. Ok. Allora, qui già siamo carichi? Ok. Allora, queste qua le posiamo qua. E se mettiamo il barattolo, giustamente barattolino, prendi e sposta, barattolino, prendi e sposta.
Credo di sì. Allora, Giamma, quando tutte quelle che dobbiamo dare al pusher, Mhm. usiamo i barattoli invece delle E bustine. allora iniziamo a E li comprare. diamo a vagonate di 5 che poi trasportiamo così sotto i bracci, Sì, così e andiamo sì. verso nuove Quando ogni barattolo avventure. mi pare su 5 cose. Sì, Non è male. dobbiamo ricordarci di attivare lui mettendogli i soldi per farlo funzionare. Lui va proprio a gettoni. Allora, noi intanto andiamo a buttare la spazzatura. E comunque sono soldi. Noi mo dobbiamo far soltanto trovare a lui terriccio, piantine, tanto per l'acqua penso che vede gli sprinkles Sì, credo di sì. o glieli devo affidare? No, penso che li utilizzerà in automatico perché vede che stanno qua. Aspetta, non è che per caso... No, ok, ok. Ok, tutto a posto, tutto a posto. Vedi la mensola Tozzi quante bustine c'è ancora là? Ci abbiamo anche della roba per Allora, andare. Andiamo a 3,18. E se ci potremmo vendere pure due volenti. ecco qua. No, aspetta, guarda, visto che dobbiamo fare un paio di movimenti per settare tutta la routine per far lavorare lui decentemente a lungo, anche se si prenderà qualche giorno di festa, visto che avremo così tanta roba che dobbiamo un attimo fermarci dal produrla. Allora, Ho già venduto, ho già fatto qualche prima. prenditi pure queste qua. Sta a posto, bro. 47. Allora, ci devono solo dare il... Ma questo è il messaggio di prima. C'è un altro Ah no, è questo messaggio. qua. Che abbiamo pagato Ok. il debito. Allora, iniziamo a fare... Cosa stai facendo oggi? Mi nascondo. Ma quello sta andando a Spagna. Non farti prendere. Farti prendere che non sappiamo. Ok. Na 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 na. Vabbè, la gente però sta in giro, quindi possiamo stare in giro, ma E ad sono più una accesi i certa ora che controlli. c'è il coprifuoco. Cioè ci fanno controlli più accaniti, quindi quello è il Allora, fatto, ma possiamo andare in se giro. ce ne andiamo di qua non li becchiamo. Forse. Ecco qua. Coprifuoco inizierà presto. Tu resta qua fuori, noi il letto te l'abbiamo dato. Poi se ti arrestano, cazzi tuoi. Allora, quindi se noi facciamo il conteggio buono, allora aspetta, uno lo spostiamo di là. Stiamo a fare così. Mi dà sempre l'impressione, a volte quando vedo da qua, che c'è qualcuno fuori dalla finestra. Questo al momento mettiamolo qua. Noi salviamo perché finalmente abbiamo una persona. Ecco qua, lui già si è messo all'opera. Vediamo solo se mette l'acqua. Ah, Annaffia manualmente. fa tutto lui, quindi non gli serve che ne gli diamo né le cesoie né gli sprinkles. Però dovresti usargli gli sprinkles perché No, più che sono... altro perché questi sono per noi, per velocizzare. Ma lui in questo caso fa da solo. E sta prendendo le due che abbiamo selezionato Sì. e questo ce lo lascia libero. Ok. Allora, andiamo a dormire noi. Abbiamo fatto un bel po'. Yeah. Nuovo giorno. Abbiamo sbloccato l'energy drink. Allora, tu intanto stai lavorando proprio bello, tranquillo e sereno. Qualcosa lo dovrai portare di qua. A sto punto,
sto punto, sai che ti dico? Guarda, al momento qui facci questa. Tanto cambiamo un'impostazione. Lui sa quello che deve fare e già ci ha fatto tutto, hai capito? Questa tu giustamente non la puoi fare. Qua ci pensiamo noi. Gianmarco, siamo entrati nel XXI secolo. Sono veramente potentissimi. Adesso Come poi vedi? nella casa nuova facciamo una stanza apposita. Lui Ci annaffia, piazziamo là fa, dentro. tu lo lasci qua, lui si fa le sue cosine. Però noi adesso dobbiamo... Allora, mo finiamoci tutte queste bustine per farci un po' di spazio. Sì. Che mo te le abbiamo comprate. Aumentando la produzione con lui passiamo ai vasetti, quindi così ci risparmiamo anche un bel Sì. po' di cose. Iniziamo a vedere un attimino. Tanto pure che li diamo al dealer, lui tanto continua a Sì, lui vendere. se vende va tranquillo. Ci facciamo i soldini per la casa e siamo a posto. Guardalo lui come lavora bene, guarda. Guarda, mette pure a posto sui mobili. Allora, che cosa ti serve a te? Ti serve un po' di soil. Andiamo a fare. Allora, questi qua li togliamo e ce li mettiamo qua. Sì. Buste monnezza, li mettiamo qua. Ti serve un po' di soil e un po' di fertilizzante. Allora, questo, visto che è dannoso, noi alle nostre piante ci teniamo. Ti andiamo a prendere. Signora Cheng. E intanto lui lavora allegramente e con disinvoltura. Allora, prendiamo Occhio che fa lo spazio. 20 fertilizzanti. A quanto si stoccano? Poi vediamo un attimino e ci organizziamo. 600. 20 fertilizzanti e 20 di terriccio medio. 1200, sì. A posto, Ormai. ecco qua. Però lui così le cose base ce le ha, quindi è più difficile che ce ne dimentichiamo. E ogni tanto buttiamo un occhio e via. Però noi dobbiamo fare una cosa. Ah, poi non può posare più a un certo punto. Quello stavo pensando. Togli le Ok. cesoie da qua, tanto non le usa. Togli l'innaffiatoio e metti l'altro soglio. Allora, questo al momento mettiamoceli qua, teniamoceli per sicurezza caso mai succede qualcosa. E tu stai qua. A posto. Poi tu così stai bene. Eventualmente posso dirti di... No, va bene. Devo toglierlo, se no non me lo fa utilizzare. Arrivando. Fa venire un po' l'ansia perché mo adesso siamo diventati molto più veloci. Sì. Ok, pronto? Dove cazzo è andato il bro? Roschi? Deve avere i soldi? Sì, deve avere i soldi. È già finito. Già, ma sono passate 24 ore. Vabbè, però noi giustamente se non lo paghiamo resta giù. Ah, figlio. Ehi? Dove cazzo? Vabbè, sei andato a fumare una sigaretta, dai. Ah, dici tu la pausa si Tanto qua giustamente deve aspettare che cresce, quindi. Insomma, mi ero preso qualcosa dal menù. Ok, allora, a sto punto ci siamo messi abbastanza bene qua. Avvocato, dove sta il resto? Ci ha dati 8. Non penso ce li addosso, magari mo li posa lì in automatico. Ma vediamo un pochino. Allora, noi adesso dobbiamo arrivare a 6.000. Sì. Va bene. Va bene, va bene. Allora, volendo fare un attimo una cosa un attimino fatta bene, calcolando anche alcuni fattori. Calcolando alcuni fattori, io mi farei così.
Ehi, tu credevi che il lavoro fosse finito? Ecco. Forza? A posto. Ha capito. Ha capito. Ha capito. Dai. Riprendete il riccio. Mi ricordo noi quando eravamo giovani e siamo arrivati in città, Gianmarco. Allora, lui prende, lui mette. Oh, Settone, buonasera. Oh, Cettone, buonasera. Tutto a Un po' posto. stanchi però bene, dai, tu? Allora, lui mette terriccio. Noi mettiamo un po' d'acqua, che comunque siamo personcini a modo. Una illimitata in questi cose. Madonna. Allora, raccogliamo spazzatura perché lui sporca ma non pulisce. Sto pezzo di merda. Usetti un bel po', un bel po'. Però fortunatamente almeno oggi è andata tranquilla, domani inizia l'altra settimana. E presto ci libereremo. Anche perché noi abbiamo sempre una cosa in sospeso e non ce ne siamo dimenticati. Chi vuole capire, capisca. Io ormai non commento più, quindi me lo andrò a vedere su YouTube da concreto. No. Sì. Mi ho rotto il cazzo. Di chi sei stato al concerto, scusa, non con... chi è Gianmarco? Settone. Io sono più boomer di Gianmarco, però non conosciamo tutte chi è, che cosa canta? È stata all'Eurovision, non sappiamo. Non ho mai sentito. Allora, Ciccio? Guarda che ecco qua, perfetto. Giustifica. Lo so, no, non mi posso giustificare. Perfetto. Lavorato un po' di più e non ho avuto tempo di aggiustare umori, però mo le cose si stanno aggiustando, quindi il pomeriggio dovrei avere uno spacco di tempo dove posso fare cose di mia scelta e una delle prime cose che mi sono messo in testa è proprio quella di aggiustare la questione di umori. Lui c'ha pure le sue cesoie, tanto ci mette 2 secondi, 3 secondi a noi. No, senti, ma tanto si sa, cioè la colpa è chiara, quindi tanto ormai ho trovato già il canale da cui me lo devo seguire, è tutto a posto. No, ragazzi, lo sapete che lo voglio portare. Lo vedo. Abbiate pietà. Tanto ormai le mie teorie, cioè allora, è come se il finale lo sapessi già, quindi non esagerare che poi il maestro ti punisce. tanto male. Ecco qua. Su altre 8. C'è dell'altro in arrivo? Capito, però non buttare le cose per aria così. Allora, ma tu sai io cosa farei? Sì, ce l'ho, c'ho il piano. Allora, questo l'abbiamo poi ritirato, tutto a posto. Un buono, un rapper cantante abbastanza trash, ma mi piace molto. Ho conosciuto una tipa lì e ci stiamo scrivendo un sacco. Ah, Settonzo. Bravo. Settonzo, bravo. Mi raccomando, con educazione e rispetto. Come sai far tu. E è andato al concertozzo e ha fatto anche l'acchiappozzo. No. Capito? Bravo Settozzo. Allora, a noi ci conviene. Busta pure queste così gli portiamo pure quelle là. Vai, vai. No, sbagliato. Rientra dentro. E voilà. A sto punto. Ma si guarda, sono pronte pure queste. Dammi pure queste qua. No, ci sto veramente provando onestamente, è fidanzata, quindi non voglio creare problemi, so come ci si sente. Ecco, Settonzo, mai passare dall'altro lato della barricata, Mai.
amicizia con sta persona, se per caso le cose cambiano ci si comporta di conseguenza. No, poi creiamo un ciclo di distruzione che non avrà mai fine. Allora io qua devo assumere qualcuno per la spazzatura, basta. Non voglio buttare più la spazzatura, Gianmarco. Lo so così. Allora, Perché se non ci stavo dai fatturando, queste... quindi. Allora, noi adesso facciamo una grande cosa, Gianmarco. Andiamo innanzitutto a comprare una cosa molto interessante che ci serve. Però prima ci togliamo la troca che abbiamo nelle tasche. Quindi Benji, ci dai 9,66, non ci siamo neanche dovuti sforzare di, e ti diamo anche tutto questo. Benji, hai 51 di uno e 8 di un altro. Stai messo proprio un bel po' bene. Allora, Gianmarco, facciamo una semplice cosa. Tanto a noi il letto ci serve soltanto per dormire. Abbiamo quello del motel. Allora, mi assumi cortesemente un handler. Ah, allo stato attuale ne possiamo assumere soltanto uno. Ah, gioco c'è poldato. Allora, Setti, abbiamo fatto dei passi avanti su Blueprints sotto un certo punto di vista. Ci siamo riusciti. Abbiamo anche svuotato il lago, abbiamo trovato una chiave di cui non sappiamo a che cosa serve, però abbiamo capito come passare il lago. Dobbiamo riuscire a rientrare nell'anticamera, ma non ci riusciamo. Gianmarco, in caso mandami un'amicizia su Discord che ci siamo senti amore, va bene, Setti? Settone. Tanto il tempo che Vi prometto, lo sai, alcune delle cose private che sto facendo ne sono accadute anche tante altre, di cui altre che non sai ancora. Prometto che mi farò perdonare. Se davvero le cose vanno in un certo modo da domani, oggi al pomeriggio c'ho un po' di tempo libero, questo devo fare. Lo so e sarà fatto. Se va tutto a puttane, Setti, lo giochiamo io e te. Abbiamo risolto e non si arriverà a quel punto. Mando bel server privato io e Setti e basta. Sì. Ok. Allora non Setti, possiamo devi giocare tu e io ti guardo, però, perché io poi non ce l'ho, non ci posso giocare, quindi lo guardo io da te e facciamo il gioco così. L'unica soluzione. Grande Setti. Aspetta. Allora, Perfetto. qui L'ho fatto. non possiamo, dobbiamo salire di livello al momento. Allora tu, mamma mia, ma allora io ti spiego tutto, ti faccio tutta la super roba. Vabbè, io vi ringrazio sempre per gli attestati di stima. Io sto parlando con Setti. Allora, no, prego, io dico in generale, noi usiamo l'anticarte della spazzatura e parliamo di cose nostre. Ogni tanto forza. Allora, qui ti possiamo dare una mano. Mamma mia, bel quantitativo di monnezza. Allora, tu devi stare qua sotto. No. E pure tu. Tu devi stare qua sotto. Chiudiamo la porta, andiamo a salvare e andiamo a dormire. Volevo assumerne un altro. Noi andavamo a dormire nel motel e non è stato possibile, però va bene, va bene. Allora, altro giorno, altro imbustamento. Allora, a sto punto carichiamo qua. Ah, guarda che bello. Questa macchinetta è bellissima. Guarda che bello. Si fa subito. Ok, questo fatto. Carichiamo pure queste altre qua. Mangold come sta vendendo? Come sta messo? Possiamo mettere pure. Ehi, vai. Oh, sì. Ok, a posto. 16. Allora, tu non c'hai più altre piantine, te ne è rimasta solo una. Lui sta a fare un casotto qua sotto, una cosa assurda. Ma quanta spazzatura ha lasciato qua sotto? C'era un bel po' così. Ma sei uno zuozero. E ci serve il tipo che raccoglie la monnezza. Allora, Gianmarco, noi dobbiamo fare una cosa adesso.
Lo facciamo in questo modo qua. Paghiamo lo zio. Avevi già Non deve avere niente. Allora, zio. Zio, dove ti possiamo trovare? E dov'è mo la casa del sindaco? Cioè, non lo so. non so, non conosco. Si dovrebbe magari vedere sulla mappa. Eccolo qua, eccolo qua. Ah, Quindi è sì, nella ma zona di pure qua. vicino. Non vedo dall'altra parte di qua. Va bene. Quindi ci basta andare sempre diritto di qua. Dovrebbe essere tipo qua in fondo. Sì, 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 sì. Ma tu poi vendi fuori la casa del sindaco in segno di però protesta, sei non... pro. Allora, ci dai. Dieci da sì. Farà un po'. Vai. 20. Ma se non sbloccheremo lo strain nuovo, perché prendete 20 di questo? Perché noi mo, mentre ci studiamo lo strain nuovo e gli impostiamo i vasi in un certo modo, pure a 2 a 2, noi abbiamo comunque una produzione continua di questo. Continuiamo ad incassare mentre noi sblocchiamo lo strain, si sblocca la parte di storia, anche perché noi ce lo dà nel vasetto, ma il gioco non ci ha dato neanche una missione di storia per andare avanti. No, al momento non sappiamo niente. Siamo stati sia allo store che parlando direttamente con lui, quindi ma non sappiamo effettivamente quando c'è. Penso che la cosa sia di acquistare la casa, quindi noi mo così e dando un sacco di piantine a lui, noi adesso continua a farci, portiamo tutto al dealer e abbiamo un costante afflusso di denaro. Allora, a questo punto Ciccio, sono tornati i rinforzi. Che vedi, noi andiamo in giro, facciamo cose, torniamo qua e noi iniziamo a comprare i vasetti. Su altre 12 carichiamo. Ok, continuiamo a portare a lui, così lui c'ha una riserva grande e ci farma un bel po' di soldi nel tempo. Ci facciamo un bel caricone grosso e lo vendiamo noi privatamente e ci facciamo un bel po' di soldini nel modo quanto più veloce possibile. Allora, e tu così stai a posto. Ah, esce la stagione nuova di Ricca e Morti fra poco, non sì, lo sapevo. Ci siamo quasi, finalmente. Queste due le vendiamo a lui a 88 e abbiamo comunque fatto dei soldi. Poi dobbiamo soltanto accumulare i soldi per la casa. Mo la casa può essere, anzi mentre lui fa e produce, anche per capire effettivamente quando, io penso che lui se ne vada giù quando non può più togliere una cosa da una piantina. Credo anche io. Allora, l'estate era di qua, c'è il car wash, va bene. Regular show, non so quando. Quello non l'ho mai visto regular show, però ho sentito sempre parlare bene. Senti, noi abbiamo iniziato Dan, ma perché ce lo siamo persi tutto questo tempo? Perché non è uscito da tanto tempo in realtà. quando è uscito? Anno, in realtà sarà uscito da 5-6 mesi massimo. Ok, 5-6 mesi comunque in eternità. La storage unit a 5.000, il bungalow a 6.000, la fattoria a 25.000. Queste sono le proprietà e questi sono i business. E a noi che proprietà ci serve? Allora potremmo pensare di prendere la storage unit. No, questo bungalow di 1000 però per 1000 puntiamo al bungalow e al limite questo lo possiamo fare un secondo momento per altro. No, sì, il manga è vecchio, sì, quello sì, il manga c'ha già un po' di più.
No, per ora ci sta piacendo molto, Setti. Allora, Sta ok, piacendo, devo dire la verità, è molto molto divertente. molto particolare, è molto ben fatto pure a livello grafico e visivo. Allora, secondo lui dovrebbe essere fermo giù perché ha posato qualcosa, c'è qualcosa da prendere, ma non è lo spazio. Giusto? Bravo, non ti metti le cose in tasca, però lasci un cesso qua sotto. Allora, finiamo pure queste bustine qua e poi passiamo ai vasetti. Ok, ce ne abbiamo 3. Ah, se impari col manga tipo 3 stagioni davanti a voi. Minchia, allora già è... Vabbè, però, che già con una stagione hanno coperto questo, poi c'è la seconda. C'è la seconda parte. Però, Ecco qua, iniziamo a mettere i vasetti. Mamma mia, che cosa sta combinando lui qua a terra? Madonna mia, sì, certo. Niente, non vuole prendere la foglia. Prende la foglia. Prendi la foglia. Gioco, perché mi stai perculando? prendi la foglia, mangia la Ok, foglia. presa la foglia. Il problema è che si infilano pure in posti dove non dovrebbero. Allora, abbiamo finito le sacchette. Ma Reagan, grazie mille per il rinnovo. Grazie mille, gentilissimo. bella Regan, buonasera, pezzo di merda. Reagan, ci siamo evoluti. Abbiamo fatto dei miglioramenti. Abbiamo assunto lui, Giovanni. Lui è Giovanni. È Jeffrey. Però si chiama cambiare il Giovanni. nome, dagli un soprannome. Allora, guarda, lui ce le mette qui sopra. Abbiamo anche comprato Sì, questa, Setti, è un'eresia. questa meraviglia della tecnica. Sì, Setti. Senti, io l'ho iniziato e ci sto andando proprio piano e me ne sto pentendo. Trova il tempo. Mamma mia, Setti. Allora, Regen, noi adesso mettiamo qui, abbiamo messo il barattolo, noi mettiamo qui sotto. Prego, fatto. Fatto, imbustato, pronto per la vendita. E adesso li portiamo anche dal rivenditore autorizzato, per quanto possibile. Non è che non ho il tempo, è che voglio prima giocare a Pirati e dopo Expedition. Vabbè, ci sta. Gestiscitela come vuoi, guarda, la cosa importante è che quando inizi Expedition goditelo proprio per bene, se tu... Dove sei, dealer? Ah, ok, è qui. Eccolo qua. Allora, senti, ce l'hai un po' di spazio? Guarda, fai così, fai così. Dacci queste 4. Prenditi queste. Qua vendiamo un pochino. Allora, 4 di queste a 172 te le prendi tu. Io ti ringrazio. Sam no, perché già hai usufruito troppo del prodotto e non va bene. Abbiamo già 4.000, no, abbiamo già 5.000. Allora, noi dovremmo anche vedere qualcuno di nuovo. Ok, abbiamo 2 venditori potenziali. Uno dovrebbe essere qui. Kim, prendi il campioncino gratuito. Vedi se ti piace. Ok, anche Kim è cliente. Aspetta che ce ne sono un sacco di qua, ma c'è la cazzo di polizia. Io pure l'ho comprato e non sono ancora riuscito a metterci mano. Regan, raga.
Ragazzi, appena possibile che lo iniziate a giocare e ve ne innamorate di sicuro, trovatevi il tempo per godervelo al meglio. Non fate come me, che lo iniziate e non sto avendo il momento giusto per giocarci come vorrei. Merita davvero tanto. E cercate, ragazzi, di non cercarvi roba su YouTube perché sono tutte È cose pieno, pesantissime. cioè è strapieno Quindi di spoiler, ragazzi. non cercate mai niente, mai, Allora, perché veramente vi rovinate delle cose belle che vi lasceranno, ok, possiamo anche fare il cambio. diciamo così. Allora, lasciamoci pagando a lui lo stipendio perché sennò giustamente ci lascia a piedi. Facciamo così. Insultate Reagan che è un fratello con la sabbia. Reagan si insulta sempre a prescindere perché Quello è lui un concetto Reagan, cardine del canale. è un maledetto pezzo di merda, quindi va insultato, ma anche amato allo stesso Allora, tempo. siamo messi bene. La storia è figa, sì. Io non so, veramente un caso solo che Vanessa fa il sesso mostruoso con dei cinghiali, se non sbaglio. Allora, attualmente 7, almeno dove sto io, il sesso con i cinghiali non l'ho ancora avuto. Magari forse esce con una faccia aggiuntiva. Sarà un DLC. Però valutiamo. Allora, tu al momento non puoi fare niente. Aspetta, che non puoi fare niente. Vieni qua. Ti ho anche dato la paga in anticipo di 2 giorni, quindi vieni qua. Era un leak, sì. DLC invece dice Rega. Allora era un leak del DLC, ragazzi, sì. Allora, sì. Abbiamo fatto il nostro anche oggi, anzi anche abbiamo fatto degli enormi passi avanti. Sì. Ora dobbiamo solo vedere di comprare case e sbloccare almeno un altro aiutante che ci dia almeno una mano, non tanto con l'imbustazione e l'imbustamento, ma con la spazzatura, perché sennò è un casino. Adesso Blueprints, ragazzi, certo. Allora, ragazzi, io sono qui solo per quello. Allora, Maledetto 7. Il problema è che noi il principe lo trattiamo pure bene. Noi ci stiamo impegnando. Era un gioco di merda. Riassunto delle puntate precedenti. Noi abbiamo svuotato la fontana ritrovando tutte le monete che abbiamo messo dentro, quindi il gioco è stato anche molto onesto su questa cosa qui, però ci ha detto ehi, c'è un'altra porta chiusa con la chiave che si trova nell'anticamera. Cortesemente noi pensiamo e speriamo che l'altra chiave sia là dentro. Bel gin tonic con patatine e ghiozza solo per quello. Combo interessante. Come mai questo accoppiamento? Bello 7. Allora, ecco qua. Perché sono un ciccione di merda? Vabbè, ma non mi sembra, Setti. Oh, vabbè, ma sì, tanto è domenica, vai, si può anche uscire un attimino fuori dall'ordinario per una volta. Sei bello, sei simpatico, sei dotato, mangi una cosa del genere, capirai qual è il problema. Calma, Settone, non c'è bisogno. Allora, Gianmarcone, siamo di nuovo qua. Punto primo, siamo riusciti a far salire un pochino la paghetta giornaliera e ci danno 24 monete, quindi già sta cosa è buona. Abbiamo risolto l'enigma della tomba, ma lì c'è stato un grosso problema. Abbiamo completato la pump room, quindi abbiamo svuotato il lago, abbiamo fatto un bel po' di cose, però il principe è sempre figlio di bottato. Allora, ma sta avendo un'energia disarmante, sì ragazzi, quella aiuta. La manca Regen è un dono dato solo ai guerrieri più forti di Dio. Può essere. Allora, il porcello che abbiamo trovato poi ieri qua nella cappella, cosa faceva? Ci dava tutti i soldi che ci ha preso fino a mo'. Ok, quindi quello è il super bonus da usare in casi vitali. Allora, qui mettiamo questo. Vediamo se resta alzato. Perfetto. Mostra sempre sto altare in cielo, però sì. Allora, se tu abbiamo sbloccato sta cosa.
che abbiamo ragionato sulle candele e le abbiamo accese, se attiviamo quel porcellino ci ridà un botto di soldi, tutti i soldi che si è preso finora. Ah, tra l'altro non mi ricordo se lo dicesti Luxury. tu, Reagan, Luxury. ma alla fine il fatto delle vetrate nella cappella è stato giusto. Non mi ricordo se lo disse lui, quello. Bastava semplicemente seguire l'ordine delle vetrate. Esatto. Abbiamo Mentre fatto le quello, cappelle ci hanno sbloccato il porcellino coi soldi. però la tomba ci ha dato un altro problema. La tomba ci ha dato una cosa che non abbiamo manco lontanamente capito che cazzo dobbiamo fare. Allora, a sto punto, andiamo a vedere fuori. Magari esce, così facciamo vedere a Reagan, può essere gli viene un'idea. No, noi dobbiamo aprire la porta della fontana. È l'unica Ah, cosa per dobbiamo fare qualche trovare passo avanti. E là. dobbiamo sbloccare l'anticamera. Ieri per una stanza non ci siamo riusciti. Si potrebbe tentare anche la School House, volendo. Per prendere un altro trofeo. No, già, ma puntiamo a fare Vai. tanto la classe ce l'abbiamo già nella pool normale, ma ormai. Sì, però non so se si evolve solo da quella. No, l'altra volta ne abbiamo messi due e faceva sempre Sì, grado no, 1, grado quello, 2. vabbè. Quello l'obiettivo è Quindi promuoviti. avete imparato a giocare o siete ancora scarsi? Cioè, Allora. avete aperto quella cazzo di casa. Senti, non No, abbiamo le password. Setti, ci spieghi come dobbiamo mettere sta cosa? Ci aiuti a trovare il modo. Mo ce l'abbiamo, ci dai una mano a completare questo Ci enigma. dobbiamo trovare prima di tutto data e orario dentro. Sì. Ci serve la data. Una persona ci disse, e forse era proprio Setti, che già nella hall si può capire quali sono i dati. L'orario, ma non la data, mi sa. Perché non c'è un calendario. Allora, guarda, e possiamo fare anche la clip, Dimmi. proprio per far valere oppure no la mia parola. Allora, se Settonzo Sì. ci dà una mano a risolvere questo enigma, per stasera, io prometto che domani controllo il fatto di Omori e per fine settimana lo facciamo. Punto. L'ho detto, fai clip, così vediamo quanto vale la mia parola oppure no. Vabbè, io do la mia disponibilità, poi è normale in base a quanto lui ci ha... Ecco, ha fatto la clip, a posto. Senti, a questo punto, se ci riusciamo, tu sto fine settimana non esserci, a sfregio. Ecco qua, ve lo dico subito. Dici, senti, quando sei libero questa settimana che verrà? Se noi apriamo ed Se esce riusciamo, si fa. noi per questa settimana facciamo Mori, punto. Gioco, sì. Giocone... sempre. Va bene, allora, se ci sei ok, a posto. free, va bene. E allora andiamo. Tanto c'è Gianmarco che prevede le cose prima e Setti va al manicomio su sta cosa. Sì, Poi Regan, se vedrai le live di Omori, Gianmarco è il preferito di Setti. Sempre. Quindi iniziamo a dire così, hai un'infarinatura della situazione. Ma è anche giusto. No, sembra corretto, perché non no? vedo niente di strano. Questo è un grandissimo peccato. Vabbè, vero? Una curva. Dici tu ci perdi un rerolls, vero? Vai. Male non è. Allora. Tipo qua. Qua c'è la cassaforte. Setti, dici come si apre. Setti, sei il codice di questa cassaforte. Come lo troviamo il codice di questo? Reagan voleva vedere. Fateci capire come trovarlo. Ecco qua, vediamo i quadri. Allora, signori con ombrello. Ci sono tanti signori, forse bisogna contare le figure dei quadri. Che vedo tanti signori, ci sono dei cavalli. Allora, se sono 4 tipologie diverse. Potrebbe essere. A me sembra di sì, lo sai, però lo zio. Donna, signore. Ah no, sono di più. Perché c'è anche il signore che torna indietro e c'è pure bambino e c'è cavallo, sono 5 almeno. Ma vedete se sono sempre gli stessi o cambiano. Allora, se a qualcuno viene un'idea geniale ce lo faccia sapere. sì. Qui possiamo vedere l'ora. Allora, eccolo qua, Setti ci sta per infarinare. I cavalli di merda rovinano tutto, sì, Reagan, esatto. Perché se no andava bene. Forse il bambino va sul cavallo? Tu cavolo che ti apro. Gli uomini sono 15 tipo, però sono... No, però ragazzi, non è una combinazione a 4 cifre, sono più numeri. Quindi i numeri vanno bene tutti, il problema è capire l'ordine. Sì. Ok. Allora, e qua abbiamo fatto.
Ok. Allora, prima che finisce la run ci facciamo un altro giretto là dentro e vediamo un attimino di capire la situazione. No, gemme. Siamo strapieni di gemme. No, Reagan però No, dovrebbe preferisco essere tenermi codice la non a zona di 4 qua. cifre in teoria, non è sicuro che siano Noi solo una che ne 4. abbiamo trovato di codice era a 4, quindi magari sono tutti a 4 perché combinazioni fatte in serie, cassaforte in serie e quant'altro, Non lo so, ed è sempre la stessa. Adesso ci vuole per forza far girare e va bene. Ci servono chiavi. Ho martello perché vedo che ci sono un bel po' di casse. Tu potresti avere pala. Tu però hai martello. No, magari sta palla è infizzata a terra. No, ci ha dato il martello, magari ce l'hai da tutte e due. Ok, Possiamo aprire. ok, ok, ok. Già questa è buona. Vediamo se la possiamo fare già qui. Ci serve una porta chiusa a chiave. Ok, ragazzi, voi teorizzate nel mentre. Brutto gioco, brutto e cattivo. Questo è molto brutto. Allora, però a noi ci interessa di aprire l'anticamera da qualunque lato possibile. La stanza segreta dovrebbe aprirla dalla sinistra. La cosa è cercare di farci il percorso. Mo accendo il conto uomini e donne come dice Setti. Reagan, se non ti scoccia vai. No, facciamo così, aspetta. Per sapere la data te la dice nel terminal, mi sa. Ok, dobbiamo controllare allora la data Allora, nel terminal. già è vero, cazzo, che deficienti. È un computer. Allora, c'è anche la leva rotta, quindi se ci esce la serra non è male. un'altra possibilità, ma quella sta negli angoli, quindi ora ci andiamo a fare gli angoli di qua e vediamo se esce. Allora, di qua non c'è più niente. Questo l'abbiamo fatto. Pala non ce l'abbiamo. A questo punto torniamo. Tutto a derecha. Ce ne andiamo. Di qua. Di qua. E voi ci date qualcosa di buono. Tanti dati. E questa ci può aiutare. Mezzo roba miscata. Eppure ci piace. Allora. Dacci serra e ci fai felici. C'è il libro nuovo. Però sì. Nuovo indizio. Allora. Grazie. Allora, di Marion Marigold. Simon P. Jones. Ok. Qua dobbiamo venire con la lente di ingrandimento. Per vedere qualcosa. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Ah, è tutto anche in rima. Ok. Ed è comunque la scacchiera. Sì. Ed è tutta roba che abbiamo visto qui. Ok. FIFA non è molto. Va bene. Ok. Ah, avevi finito, scusami. Vai, sì, sì. Oggi però là c'è il re nella foto. Sì, sono tutte cose collegate alla Questo casa. Ci sono può vari pezzi del. come pedina qua dentro. Non penso, Giamma. Forse è troppo. Sono tutte cose che abbiamo trovato anche noi. Hai finito?
Sì, ti fa capire da quello che stiamo facendo noi, da un indizio ti trovi una cosa e da una cosa arrivi a un'altra. Ok, va bene. Allora, dacci la serra. Sì, Vai. sì. Compasso. E noi dobbiamo Eh. andare al nord. Gemma. Una cassa con 2 chiavi. Buono. Un'altra gemma. Altre 2 chiavi. Vabbè. Chiave della cassettina di sicurezza, che male non fa. E basta, abbiamo preso tutto. Qui non c'è nient'altro. Già vedemmo l'altra volta. C'è un'altra chiave quella, E c'è un'altra chiave. Allora, abbiamo tutte le risorse per arrivarci su. Dobbiamo solo far uscire almeno una stanza che ce la dice. Abbiamo la chiave del giardino segreto. Virtualmente abbiamo anche un sacco di dati, quindi... Sì, però tu ci dici quanti ce ne sono dentro? Not yet. Ci esce la master room là. Sì, sì, Che vuoi mettere? sì, Great Hall. sì, Dai. sì. Ora siamo senza metal detector. Andiamo a cuore? Il cuore di qua è sbagliato, ma di qua è giusto. Ah. Yeah! A posto. GG. Quindi da destra ci siamo. Mo però Risate se entriamo ne da dobbiamo dentro e la chiave aprire. non c'è. È quella la cosa che pensavo pure io, Gianmarco. Pensa che cazzo. Però noi la stessa chiave l'abbiamo presa lì, quindi la stessa Grazie. va bene, va bene, Chiave no. va No, il bene. ragionamento fila. Dove sta là? Dacci un passageway, tanto abbiamo 10 gemme. Sì. Ci serve una porta chiusa a chiave pure per far uscire la secret. Ah, e poi ragazzi, abbiamo trovato forse la Laboratorio. stanza più utile del gioco, abbiamo sbloccato. Ah, è vero. La... come si chiamava? Ti ricordi il nome? Il Il conservatorio. il conservatorio, sì. Comunque ragazzi, nel conservatorio ti dà una pool di 3 stanze random e puoi modificare la rarità della stanza di tutte e 3 come vuoi tu e resta così. Se troviamo la pala sarebbe buono spread dirt come l'altra volta, però vabbè, di risorse ce ne abbiamo. Io farei il 3 gold, lo zio. 3 gold con... Ogni volta che mangi una mela. Ok, senza contare bambini e cavalli ci sono 4 dame e 15 uomini. Sono 3 numeri però. Quindi come si fa? Parli? No? 0415. Possiamo provare varie combo. La security qui mi piace di più. Poi Questo non metto boudoir. e Pure via. soldi. Ci dà vediamo anche una mele. gemma in più. Ci dà le 3 mele. E ci dà anche perché così abbiamo fatto la combo. Il laboratorio ci è entrato giusto. Ok, allora Buono. ora dobbiamo controllare il PC per la cosa che ci stava dicendo Setti. Sei un peccato mortale, però ti utilizzo. Allora di qua. Allora, a questo punto vediamo se ci riesce la cavalcata diritta. Tu non vai perché vai solo di lato. Proviamo il code. A questo punto sì, e ci fai andare diritto. Sono tante buche. Ci serve una pala, ci serve.
No, che dobbiamo metterla dall'altro lato. Corridoio ottimo. Il tunnel ci voleva. Una che esce a sinistra. Ci abbiamo 3 dati. Commissariato sicuro? Va a destra proprio il commissariato? Va a destra. Vai, così. Perfetto. Pure il farlo lo potremmo mettere, cioè ci risparmiamo 2 gemmine random. Ok. Allora, mi è riuscita. Ho detto no, devo andare diritto per diritto perfetto. adesso e non fermarmi più. Ok, questo lo risolviamo dopo. Ci dai la chiave. cacato sotto, Per continuare su devi andare giù. Vabbè, dall'inizio di prima. Sì. Allora, Risolviamo le scatole prima. a sto punto Regen. l'obiettivo di missione ce l'abbiamo. L'abbiamo fatto. Ora, solo una dice la verità. Potrebbe La prossima è vera. Una vicino a questa contiene le gemme. Potrebbero essere vera la bianca e vera la nera, quindi ce l'ha la bianca. Vai, così. Ottimo. Allora, noi da qui adesso possiamo muoverci in totale libertà. Non ci conviene andare un attimo a aprire là sotto, ci togliamo il peso. Dobbiamo andare diritto per diritto? Lo togliamo un attimo Ok, da mezzo, lo zio. va bene, accetto. Si può mai sapere in Davide, frate. Si può mai sapere. Per non consumare troppi passi, al limite mettiamo un ristorante o sblocchiamo la dining. Ed è fatta, tanto sono 1 o 2 passi comunque che si prende Visto, fuori. che hanno fatto bene, visto? Allora, di qua, Sì. di qua, di qua. Ok, andiamo a fare questa cosa. Allora, Senti, mo facciamo questa e troviamo Allora. la cassaforte col codice che dice. allora, questo mo dovrebbero essere cose importanti, quindi noi scendiamo di qua. Mamma mia. Apriti. No, con questa, scusami, ho sbagliato. Perdonami. No, ecco qua. Allora. Ok, salve. Salve. Siamo nuovi, Andiamo, siamo dall'altro lato. Siamo Ecco dall'altro qua. lato. Ti ho detto che si andava di qua dall'altro lato. Narnia. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ci abbiamo messo 3 settimane per arrivare da lì. Quindi ma la barchella potremmo usare. Bisogna far salire un altro po' l'acqua, lo zio. Un altro poco l'acqua. E abbiamo il passaggio diretto. Per la marchetella. Vabbè, tanto questa è aperta. Vabbè, noi comunque dobbiamo svuotare e prendere i potenziamenti giù. Allora, ma qui ci dovrebbe essere il carrello della metro. Quindi virtualmente barca non so a cosa potrebbe servire. Serve un'altra volta l'oggetto per accendere le cose. Ci abbiamo messo una run intera per trovare. Mannaggia la miseria. Allora, Cos'è qui? Gianmarco, allora qui dobbiamo accendere le luci. Secret Garden, sono le cose del Secret Garden. Ok, un'altra parte di mappa. Dal basement rompi là e... Non l'avevamo già fatto. Ah no, aspetta, Gianmarco. Perché tu calcola una cosa. Quello del fantazio, mi sa, non credo se... Dimmi, Enzo, che vuoi calcolare? Points, Dreams. Noi da qui, questa è la fontana. Questa parte di mappa già l'abbiamo vista, che c'era Nord Lever, Cliffside Exit, eccetera. Quindi magari qualcuno ha svuotato prima la piscina, Sì. invece di trovare la combinazione come abbiamo fatto noi, e quindi ha trovato prima sto pezzo di mappa. Noi abbiamo visto la mappa completa. No. Questo come si usa? Problema. Allora, intanto c'è questo. Intanto c'è questo, già ne siamo contenti. Messo su. Allora, il problema sei tu. Roba qui dentro. Noi però sta cosa già l'abbiamo vista da qualche parte. Io lo so dove l'abbiamo vista, lo zio. Nel giardino. Sta nel giardino segreto. E noi abbiamo la chiave. Statua. Questione serve l'equazione di Hill. Allora l'equazione di serve. Reagan. Aspetta, Gianma, serve. Che buono. In una sola run dobbiamo fare l'oggetto per fare luce, Ok. e mettere il Secret Garden. No, o sono le dobbiamo. candele pure
Dobbiamo accendere, dobbiamo andare a vedere adesso la Secret Garden e farci una foto del manifesto. Vabbè, questa è un'altra cosa da E fare. questo è un altro problema che Vabbè, dobbiamo vabbè, vedere di risolvere. vabbè. Però abbiamo un upgrade È comunque di più facile della scacchiera questo, quando sembrerebbe. Qui c'è quel carrello. Che mo si sposta. Ecco qua, ci liberiamo il passaggio. Quindi noi adesso giù possiamo andare di lato. No, però c'è un problema così. No, ma noi adesso dobbiamo andare dall'altro lato. No, però c'è una porta a sinistra là. Sì, Gianmarco, questo è l'altro lato. Sì. Se avevamo l'acqua a livello alzato normale, Sì. passavamo con la barchetta di mezzo. Noi adesso dobbiamo sprecare altri punti e No, scendere per fare- dall'altro però lato. di là, mo che cosa c'è? E mo adesso andiamo di là e andiamo a vedere. Qui c'è qualcosa di chiuso. Oggi, questa è la tomba. Questa è la tomba, Questo sì. è un pezzo della tomba. Questo è il pezzo della tomba. Quindi con la tomba uscivamo comunque qua dentro qui. Come si apre questo? Farugli. Questo noi non lo possiamo buttare davanti dall'altro lato per liberare No, completamente. vedi, magari cade a terra. Allora, noi possiamo iniziare già a vedere comunque cosa c'è qui. No. No, Allora, vediamo prima cosa c'è qui dentro. va bene, sempre in giro. L'altro lato per poter fare... Ah, ok, lo zio. Ok. Aspetta, Giamma, Ok, aspetta un attimo, ok. aspetta un attimo, Giamma. Allora, sì, torniamo sopra, Sì, ci fulliamo, sì, ci esce la pump room sì. e mettiamo il livello d'acqua al livello giusto, con la giusta energia. Noi possiamo anche risolverci l'enigma qui, arrivare alla leva nord, aprirla, tornare indietro, già ci abbiamo la strada per l'anticamera. Noi adesso abbiamo sbloccato qui, Sì. noi dovremmo fare un'altra run, Mhm. fare il giro qua dietro, Mm. arrivare alla leva nord, attivarla, rifare la strada per l'anticamera e aprire la porta nord. Noi adesso quel percorso già ce l'abbiamo, ci abbiamo un bel po' di stanze e cose da fare. Il percorso per arrivare qui già ce l'abbiamo. Ci serve soltanto che ci esca la pump room, noi la mettiamo, ci livelliamo il livello del lago, spostiamo il barile, quello là indietro, e ci possiamo muovere avanti e indietro nel puzzle rapidamente. Arriviamo lì, torniamo indietro e ce l'abbiamo già aperta la strada. Però ci deve uscire la pump room. Però scusami, tu comunque puoi fare anche senza la pump room il giro, non ti serve per forza la barca. Sì, perché per entrare qui dentro e fare Sì. l'altra parte dell'enigma, questo lo dobbiamo tenere indietro. Quindi a noi Sì. ci conviene liberare la barca per passare da una sponda all'altra e venire subito qui a fare l'enigma, visto che da qui molto probabilmente ci dovremmo spostare 2 o 3 volte. Però mo, se tu questo lo tiri fino Questo noi mo lo tiriamo indietro. tu mo, questa zona dove ora ti trovi, che motivo hai di tornarci? Qui noi adesso non ci dobbiamo tornare. Ok. Quindi Poi noi tirando questo dietro, noi mo basta. teniamo che la lo piscina, sotto. teniamo la piscina svuotata. Uno, perché se riusciamo a fare l'oggetto per accendere il fuoco possiamo tornare qui. Ci manca quello, vabbè, questo ora non c'entra col carrello. 2, se per caso sblocchiamo il luxury shop e ci servono monete, noi all'ingresso ce l'abbiamo. Noi mo però ci dobbiamo fullare l'energia, che è una cosa importante. Alziamo e andiamo di fronte. Allora, altro non c'è. Allora, meno male che non si cade giù, altrimenti sarebbe un No, problema. sarebbe stato anche divertente in realtà. Allora, a sto punto Pump Room e Secret Garden. Ecco qua. Ma solo grazie a me non... Cioè, te dai, Fa- ma due poi Cioè, io ho fatto un piano diabolico, sto dicendo, e forse possiamo finire il gioco stasera. C'ho un quoziente ma è intellettivo una di pietra, cioè due pensa nemmeno il sasso c'ha due, perché Vabbè. due? Senti, almeno Ci arriva a 5 perlomeno. No, ma Dai, fammi arrivare a 5 perlomeno. normale, non è un, come si può dire, senza Vabbè, usare termini bannabili. Allora, Eh, se mi piaci di più tu. no, Enzo vero è particolare, però Però, due, almeno la penso base, che sì, dai. ragazzi, due. Magari fai qualcosa.
Si vede che sei intelligente, nemmeno un sasso è come vince. Mamma mia. Senti, tu spera sempre che io non ti acchiappi tra le mani, ma sempre con affetto e Una cordialità. malvagità unica. Cazzotto in testa. Allora, signor commissariato, ci dia cose buone. Allora, iniziaci a dare questo. È pure la pala. Iniziaci a dare questo. Mettiamo. Il settino da 4 gemme pure, no? Non fa proprio schifo. Poi ci dai anche questo. Non fa mai rubato niente. Tanto quelle sono quasi illimitate là. Senti, guarda, Puoi andare proprio all'in. Va bene. grazie mille, gentilissimo. Ah, no, chi te è forse va solo in un Forse angolo nei dove lati, sì, stare, forse soltanto nei lati. La rotonda. Preferisco di gran lunga questo qua. Ma no, invece no, noi ti lascio. No, no. Facciamo così qua. Una timing Sotto. di merda, un po' uscì. Mi Rotonda oggi, pappate. almeno ruota. Sì. Ricordate la cassaforte? Sì. Non ti preoccupare, senti. Vediamo, ci servirebbero un po' di... Ah. Mamma mia, però, che carestose ste chiavi comunque, mamma mia bella. Rock picca un po'. Niente da fare. Cioè, due cose gli abbiamo chiesto, no. Va bene. Preferisco. Allora, noi la laundry non l'abbiamo messa. Magari, non è che alle volte... Quasi no. Dei passi così ci portiamo la ranno, possiamo. Mettiamo questo qua. Questo tanto ce E ne fa fare sotto 8, oggetti. quindi. Questo 8 gemme qua. Poi bene, Dio. Pure altri soldi. È il momento della bettatina. Signori, si betta. Da 20, vai. Vai, gioco, vai. Vai, gioco. Gioco la puttana di tua sorella. Ragazzi, Gioco. betta è andata male. Ma cioè, è passato proprio sul filo. Ho visto che è volato sul 50. Niente. Vabbè, le ultime due Pezzettino. abbiamo vinto, però. Allora. Non si può lamentare. Oh, grazie gioco, sei molto gentile. Allora. Ok, ora facciamoci il giro delle direzioni. Ah no, sta già qua. Allora, noi intanto facciamo foto. Allora, già come era giù, da dove siamo entrati era al contrario. Quindi dobbiamo vedere di girarlo in questo modo qua, Giamma. Almeno qualcosa ce l'abbiamo. Sì. Ora, ci servirebbe solo l'arciderbolina della Pump Room. Se esce quella, intanto continuiamo a prendere cose. A sto punto Contorno sembra un orologio, sì. Ma in realtà non erano pure rune, simboli runici questi qua. no, noi più che altro dobbiamo capire quando accendiamo una candela vicino cosa succede. Se non capiamo causa e effetto, non abbiamo il motivo di capire come poter risolvere l'enigma. Music. Anche se sì, vabbè, noi facciamo. Sì, vabbè, no, possiamo coprire là. Stavo pensando di mettere qualcuna rara in più. Allora. Mi ricordo dei vecchi tempi. La signora non è d'accordo.
Vabbè, scusate, non mi permetto più la prossima volta. Mo che c'è Allora, rimasto? non c'è rimasto. Fossettino qua. Poi possiamo provare dalla trophy room. Dai, esci pompa. Perché la pump room può uscire se è nella pool, però questa te la mette nella pool, quindi noi mo adesso sicuro la becchiamo. Se ci dà la possibilità sempre il gioco Mo esce qua sotto. del gioco. Guarda, gioco c'è proprio dato. Vabbè, metti la dark room, tanto è un vicolo cieco. Metti la dark. Madonna mia. Ma sei cattivo, Guarda lo gioco. snack del palestrato. Ma sei proprio di una cattiveria assurda. Allora, l'unica cosa è se ci riesce. Devo tornare indietro. No. Dobbiamo fare due cose prima di finire la run. Dobbiamo innanzitutto una stanza con il computer e abbiamo il laboratorio e dobbiamo vedere la data per la cosa che ci stava spiegando Setti prima. Così ci risolviamo pure quest'altra cosa qua. Qui, passaggio segreto. Abbiamo anche l'upgrade disk nell'inventario da utilizzare, quindi vaffanculo. Allora, fermi tutti, fermi tutti. Devi essere pieno, Sì, oddio. quindi io semplicemente ti faccio. A quale è Era verso il basso, la 2 a questo qua. Non mi ha rubato niente, o sbaglio? Abbiamo fatto praticamente niente. Allora, c'è anche una cassa in omaggio. A sto punto ci serve o la dining o qualcosa che ci dà un bel po' di punti. No, il cazzo, perché così ci siamo chiusi. Allora, aspetta. Però noi sono 3 punti che ci servono. Allora, noi dobbiamo andare. Metti prima il disco là, sennò perdiamo il disco se va tutto a puttana. No, quello stavo dicendo. Noi in questa run adesso dobbiamo andare alla security per il computer e per l'upgrade. Vediamo anche il fatto della data. E dobbiamo scendere giù. Io nella mia run ho trovato i livelli necessari per passare. Come livello dell'acqua. Cioè abbiamo fatto una puttanata e perdiamo tutto. Faccio capire un attimo. Allora, noi abbiamo pensato che, visto che abbiamo sbloccato l'altro lato e a sto punto la barca non riusciamo ad utilizzarla, con l'acqua al massimo la barchetta è da quest'altro lato e ci possiamo muovere liberamente. Se c'è un livello fisso e tu l'hai fatto effettivamente, se ce lo dici ci eviti di poi rifare un'altra run dove ci troviamo la pump room. Lo accetto come compromesso tranquillamente. Ok, vai Regen, vai tranquillo. I 18 passi sono pochi. Dobbiamo contare tutto bene, no? Noi da qua, una volta che qui siamo certi di aver fatto tutto, facciamo 1 e facciamo un paio di cose. 2. No. Cioè sì. 1, 2, 3, 4, 5. E che c'è la porta. È vero, c'è la porta trabocchetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuori. Barchetta, andiamo di fronte, giriamo la stanza. Riusciamo anche ad andare nello shelter con 2-3 passi se capiamo qui il fatto della data. Sì. Potremmo riuscire a fare qualcosa. Non so però così se riusciamo a riarrivare all'anticamera però. Con 18 passi. Noi qui cose per prendere cibo, shop e cose varie, noi abbiamo fatto tutto. Allora dobbiamo capire un attimo, innanzitutto mo la zona sotto con la rotonda, quel tunnel dove cazzo arriviamo? Magari già arrivando nella stanza della Leva Nord sblocchiamo qualche altra cosa per fare con meno passi. Esatto, capiamo un attimo. Vai Regen! Vai! Ehi.
No, altre cose da Quanti mangiare, oggetti cosa abbiamo, fare? porca troia. Lozzi, Passiamo anche per il workshop. Lozzi, tu non hai fatto caso a una cosa. Che Abbiamo cosa? la luce di fuoco, Lozzi. Ce l'ha salvata dalla partita, Lozzi non ci ha cambiato il giorno. La chiave ci ha salvato gli oggetti, ci ha salvato la cosa di fuoco. Avevamo preso il... Non ci ha resettato la run, hai chiuso il gioco in tempo, quindi non ci ha fatto partire il giorno nuovo. Quindi noi possiamo provare anche l'enigma giù. Vabbè, laggiù ci dobbiamo andare. Quindi prima di prendere la barca andiamo là dietro e proviamo ad accendere le torce. Che quello sta prima della barca a sinistra. Sì, noi tanto vale come uno la zona. Quindi consumiamo un punto, poi che ci muoviamo di più siamo più liberi. Mi dice 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ah, 13. uno in meno. Come glielo togliamo mo uno? È un problema. Possiamo passargli acqua da qualcun altro, poca? Aspetta, fammi provare una cosa. Vai. No, perché mi sto collegato l'altro, quindi quello è pieno. Minchia, uno in meno è una cattiveria, vero? Allora, aspetta, ce la facciamo facilmente, aspetta. Allora, di qua ce ne mancano 3. Però voi siete completamente pieni. Allora, la fontana a noi ci serve a sto punto. Qui già è pieno, quindi già abbiamo... Allora, aspetta. Allora, iniziamo a fare così. Però della fontana per ora la possiamo utilizzare per spostarci un attimo l'acqua. Basta che poi la risvuotiamo dopo. Sì. Quindi... Sei sempre collegato a questo. E si sta prendendo l'acqua da quello. Però lo fa di continuo, non lo puoi staccare a metà per decidere tu quanto. Quindi è un semplice gioco matematico. Sì. Se quello lo riesce a far scendere a 4 mancanti, gli possiamo dare l'acqua della kitchen. Allora. Da qui ci conviene fare. No. Noi qui ne possiamo mettere 4. Aspetta, era scritto qua vicino. 4 e 4. No, perché tu l'acqua la puoi mettere solo dai tank, non puoi fare da stanza a stanza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce ne ripetiamo 4 così. Siamo a 3. Aspetta un attimo allora. Tu ma funzioni anche così? Ok. Svuotateli un attimo tutte e due qua dentro. Poi Sono tutti e due a vuoti. sto punto, sì. Aspetta, metti i 3 della kitchen. No, noi quanti ce ne servono? No, 2. Noi dobbiamo far scendere. Aspetta. Noi dobbiamo far scendere di 1. Aspetta, Gemma, aspetta un attimo. Fai la tua idea. Allora, tu sei il 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Il controller tuo è questo qui, però di qua. Allora, il tank si riempie di 4. Se noi adesso l'abbiamo riempito dalla cucina, sì, e gli diciamo dalla riserva, butta qui dentro qua,
te ne prendi soltanto uno e quindi scendi a 4. Sì. E fino a qua ci siamo. A sto punto, se noi diciamo l'acquario, Prenditene uno. No, se ne no, prenderò io. facciamo, tu prendi, questo è vuoto, Sì, e aquarium, che è il quarto, no, è il terzo aquarium. numericamente l'unica soluzione è piscina e cucina totalmente vuote. Allora, questo qui lo svuotiamo dalla pompa 1 di qua, quindi facciamo così. Ne carichiamo 4. Prima adesso ne abbiamo 4. Sì, Però rimetto la leva così. Ne metto qui 3. sì. Ed è, aspetta, qual era? Qual era? Questo è il quarto. Quindi il quarto è sempre con l'ultima pompa. Quindi devo smistare di qua. No, aspetta, aspetta. No, la 4. Aspetta, ho visto io male. No, è qua. Poi se faccio così al massimo ne butta 3 dentro di là. Vabbè, la stessa cosa. Stessa cosa, perché a sto punto qua ne abbiamo uno. Volevo rimetterne 3 dentro Sì. e mi tenevo quello là, ma non riesco a fare il cambio. E mo ce ne serve uno con 3. Qua ne abbiamo 2. No, aspetta, devo rimettere questi qua dentro. Allora, da qua. Visto che prende soltanto da lì. No, che tu da qui. No. L'altra leva qui dietro, aspetta. Era per la 6. Allora, Dice Regan, riempi tutta la fontana. la fontana è il primo, quindi è quello che va Abbiamo qua. messo qua. Ok. Ok, poi ne abbiamo un altro vuoto di qua. Ne però sempre 3 ce ne serve. Noi ce ne servono 3 in qualche modo. Adesso 3, 3, 6. Servirebbero i 3 della kitchen. Allora, quello che ci serve a noi è il 2. Di qua possiamo fare un po' di giochetto di qua con gli ultimi che stanno di là. Allora, no, ma il problema è di trovarci il conto matematico, perché riuscendo a scenderne di uno, se facciamo il movimento esatto e ce ne carichiamo 3 da mettere qua dentro, siamo a posto. Possiamo anche poi svuotarci pure di nuovo la fontana. Il problema è che se noi mettiamo tutto qui dentro qua, questo qua va al 4. E il quarto è quello che si controlla dalla pompa questa qui. Quindi noi possiamo switchare la tanica 2. Per quanto riguarda
la situazione è qui. Noi mo qui adesso non otteniamo niente. Giustamente da qui lui se li prende da qui, perché la 4 è mo giustamente vuoto. No, aspetta, mettiamo un attimo, così anche per come sta girato dietro e non fa niente. Girando questo giustamente butta tutto di qua. L'ho rotto? Era quello sbagliato. Ok, aspetta. Forse mi sono sbagliato pure prima. No, aspetta, mi sto confondendo io con Kitchen. Però mo Kitchen è quello che possiamo fare da qua. Quindi rimettiamo questo normale. Rimettiamo questo normale. Mettiamo Kitchen. Ecco qua, ok. Mo 3 sono qui. Sì. Un altro lo rimettiamo qui dentro. E l'acquario che è il 3 è quello che va dal tank 1. 4, uno lo prendiamo da là. Sembra Brori si poteva morire. un pochino esagerato, mi sembra, sì. Sì, non stanno bene, sì. Allora. Aspetta, facciamo così. Arginiamo il problema diversamente. Questo va solo nella 4, quindi solo quello dell'acquario. Allora, l'uno da là ce lo possiamo... No, il problema è che te li puoi passare solo giustamente da dove dice lui. Switchandolo. Allora, perdonami. Dimmi. La cucina e quello che noi dobbiamo portare a 13, come si chiama? Il reservoir. Sì, A quali pompe sono collegate cucina e reservoir? 2 e 4. Ok, 2 e 4 da chi vanno? 2 va in quella centrale. La 4 va nell'altra. Sì, al massimo possiamo giostrare Ah, la stessa acqua dalla fontana e dal primo. Ok. Dalla fontana 2 e dalla 4 riserva. però. Puoi attingere per entrambe dal tank 2 per riempire Con e lo svuotare. switch sì. Ok. Quindi se tu riesci a svuotare il tank 2 del tutto e ci metti questi 3 di acqua, tu poi switchando da kitchen a quello Dovrei riuscire a metterli. Quindi Ok. devo mettere Uno o di 2 acqua da qui. questo, a chi glielo diamo mo quest'uno? A chi lo possiamo mettere? Chi è l'altro che attinge da questo? Ce n'è un altro? No, che attinge da questo? questo qua che è il 4. Sì, Attinge solo dal 4, quello è il problema. solo dal 4. Sì, quindi aspetta, però posso fare. Aspetta. Aspetta, Giamma. Vai. L'1 da qui me lo dai. Mettimelo un attimo nella fontana. Questo è il punto che non riuscivo a fare. A sto punto io dico kitchen. Sì, te la versi là. Me la verso qui dentro qua. Ok. E mo Metto questi 3 esatto. qua, li metto qua. Questo volevo fare, però Esatto. mi serviva uno d'appoggio e non avevo capito la cosa là. Ha funzionato, vero? Mettiamo la reservoir e ne carichiamo 3. 2. Ok. È stato un bel ingrippo. Ok, noi adesso fermiamo qua. Dobbiamo svuotare la fontana. Ci dobbiamo svuotare un attimino questa. Iniziamo a travasare tutto qui dentro qua.
No, sempre perché questo qua. Mettiamo qua, un po' passiamo nella kitchen, un po' dall'altro lato e ce la troviamo svuotata. Ok, primo passaggio fatto. Acquario, carica dentro. No, quale sei collegato tu? A questo? No, però ci servivi dall'altro. Tacci tua. Vabbè, tanto a noi comunque ci conviene. Lo possiamo fare pure praticamente così. Qua torniamo neutri. Tu sei collegato qui. Ti diciamo svuotati da quest'altro lato. Mi sembra che era su. Ok, a posto. Ne resta uno, però noi a questo punto mettiamo semplicemente 3 nella kitchen. Forse al No, è contrario. al contrario. Aspetta. Perfetto. Riempi là, ci mettiamo quest'ultimo della fontana E abbiamo possiamo quello che tappare. ci serve. Allora, a sto punto tu. No, aspetta perché questo qua. No. Sarebbe di nuovo. Aspetta, dovevo usare lo switch dietro. Aspetta. Allora, tu mettiti diritto. Tu vai dentro. Mo se la info che ho dato è sbagliata, cioè Allora, io la stavo pensando sta cosa, ho detto, mo se per caso dopo tutto questo paraustiello non funziona, io almeno un 5 minuti ti devo cacciare dalla live, che mi piange il cuore farlo, però vedi, abbiamo ascoltato il tuo consiglio. Ma potrebbe avere ragione perché il gioco è bastardo, quindi riempirla tutta non ti fa andare nella barca. Magari è proprio l'opposto, riempila tutto. Vabbè, mo vediamo. Allora, sta stanza abbiamo fatto. Mo non ci dimentichiamo i compiti Allora, precedenti. floppino. Allora, mela, e questa cosa ci salva e ci aiuta un po'. Floppino, 5 eternità, sì. ok, Ehi. questa già. Ehi, Come ce l'aggiorni questa? no, 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 no. Con le chiavi, lo zio. Parlo con le chiavi tutta la vita. Tu in Hopkins, lo zio. Ci dà pure 2 chiavi. Però qui c'è qualche indizio, qualcosa No, già. no, se me ne Vabbè. Ti ammazzo. Vabbè. Ti ammazzo. Presa. Spaccavo. Abbiamo 2 tentativi per risolvere l'enigma. Quindi. Ti ammazzo. Allora, e anche questa cosa è fatta. Dobbiamo vedere la data dal computer. Allora, settone, dove vediamo la data? Proviamo a accedere qua innanzitutto. Noi entriamo anche nel menu perché ormai casa nostra, quindi attivo la connessione, non alzate i telefoni, mi raccomando. Allora, dove vediamo la data? Tu inizia a aprire le cose, vediamo se esce qualcosa. Pancino, no. Non ci dello staff, no. Staff services, ok. Ecco, dov'è? Novembre 4. Ma non è il 4 novembre oggi, abbiamo già passato settone. anche Natale, settone, mo ti devo cacciare pure a te per questa cosa, ci dà degli indizi farlocchi. Dare un ban anche abbiamo trovato anche i regali sotto l'albero di Natale, come fa a essere il 4 novembre? Non può essere il 4 novembre oggi.
Guarda, oggi è domenica, la giornata è andata Coglioni, bene. ascoltatemi. Coglioni, ascoltatemi, Scusi, vai. senti, come fa a essere il 4 novembre? Però dice la data in cui lo vuoi essere sbloccato e penso dobbiamo... Cioè, come si fa? È il 4 novembre più i vostri giorni. E allora però non è il 4 Gianmarco? novembre, Setti. Dobbiamo Gianmarco? fare 4 novembre più 70 e passa giorni. Gianmarco? Che è successo? Forse abbiamo sbloccato una cosa Che hai fatto? e non ce ne siamo resi conto. Cosa hai premuto? Allora, ti ricordi che noi avevamo i vari PC dove potevamo fare cose? Sì. Allora, quindi giustamente noi accendevamo un altro portale Sì, quando l'avevamo acceso nella stanza. sì. Io mi ho premuto, non mi ha dato l'errore, ha detto guarda, ti dovresti collegare in un certo modo, però ti puoi collegare una volta al giorno ad un altro computer anche se non hai messo la stanza. Tu fai? Quindi possiamo utilizzare il laboratorio su qualsiasi computer e facciamo le stesse cose dall'ufficio. Potentissimo. Va bene. Oddio santissimo. Ogni giorno inizia una data diversa da quello che so. Sì, però dico, Setti, non è il 4 novembre oggi, è il 4 novembre più tutti i giorni che sono già passati, quindi è il 4 novembre più 76 giorni. Allora. E dobbiamo fare il conto. Quando fosse... Allora, settore È al gennaio. momento... No, ti ho detto, è stata una giornata buona, quindi... Allora, vedi bene la strada, così. No, è di qua, cappella No, e poi... no. Cappella birichina. Allora, mo vediamo la questione di Regen. Vediamo se Regen deve Vediamo un essere attimo. bannato. Allora, noi abbiamo sentito Regen, lo abbiamo ascoltato, gli abbiamo dato fiducia, abbiamo perso mezz'oretta buona, però ci siamo riusciti. Abbiamo fatto upgrade, abbiamo fatto tante cose. Tantissimo. Ora, se noi andiamo là e non ci fa usare la barca, No, penso di sì, però guarda. Sta là. Sta proprio qua. Però aspetta. Ok, fermati. dai che- Facciamo prima il fatto delle torce di qua. Che poi non ci torniamo più di qua. cazzo, il punticino te lo prendi però, bastardo. Basta. Qua. Allora, Appiccia. Si possono anche spegnere. no, forse quindi vanno accese tutte. Altra zona. Devo Buona scendere. sedia, quello. Quello, buona No, sedia. Dozzi, no, mo che facciamo? Dobbiamo fare una scelta, mo qua. Vabbè, scendiamo un attimo però. Scendiamo un attimino, perché è un attimo interessante la cosa. Scendi un secondino. Tanto che l'acqua è settata. L'acqua è settata. Ma no, quello è che cosa non sta succedendo stasera. Quindi il problema non ce l'abbiamo più. Allora, quindi non era un enigma. Abbiamo fatto. Dove si va qua, Gianmarco? Salve. Non è che esce il cadavere del nonno all'improvviso. No, di qua non c'è niente. Dozzi, qua mi sa che usciamo di nuovo fuori. Questa è un'altra uscita, Dozzi. Esplicate, quello è successo di tutto stasera. Di Allora. tutto. No, Sinclair, no, niente ruota. ok, un documento sui lavori e Allora. sugli scavi. Allora, quello. Abbiamo aperto il passaggio dalla fontana. Forse abbiamo trovato il modo di fare un sacco. Fermati, non uscì. È lo Siamo shortino usciti per di là. l'altro Esatto. lato, per Esatto. la scacchiera. Ok. Va benissimo, ma non ci serve. Ok. Abbiamo fatto quello. Mo stiamo attraversando il lago. Abbiamo fatto anche quello. Allora. Qua abbiamo risolto. Basta. Meno tu. Basta. Quindi noi abbiamo comunque uno shortino di Sì. qua. Di qua, di là, abbiamo una marea di short. Oggi. Ok. Qua hai tirato allora. già il carrello, quindi sta a posto. Mo, a sto punto noi andiamo di qua. Sì. Diamo un amorevole bacino a Regen che ci ha aiutato in questa impresa. E adesso andiamo di qua. Bambino, non affogare in acqua e fai game over perché ci incazziamo, per piacere. Ti puoi muovere? Sì. No, sta andando un attimino da solo. Ah, sì, vabbè. Però c'è sempre passaggio lì dentro, magari con -1, però no, poi la barca non è attiva. Il problema è quello, poi appunto la barca come figa la facciamo Allora. raggiungere? Allora, Vabbè, vedremo anche bambino,
Bambino, fai il bravo adesso perché forse potrebbe venirci Allora, mo qualcosa di giriamo bello. la stanza qua. Dobbiamo farla uscire. Quindi gira ancora, perché E quello quell'altra deve là. andare là. Ok, e così possiamo andare. No, lì usciamo noi. Ah, da là, perfetto. Lì è mo vero. usciamo da là dove ci sono le casse. Vai. Quindi tu vai di qua. Noi adesso possiamo andare di qua e possiamo attivarci questa leva nuova. Con questa possiamo Ci fare arriviamo. quindi quella per alzare serve soltanto a depistarti. Sì. Oddio, Allora. in realtà forse a qualcosa serve lo zio. Allora Gianmarco, Poi per tornare indietro. Gianmarco, allora Questo è il tunnel. carpale. Con calma. Questo cos'è? Allora, tu cosa fai? Ok. Quindi è un altro corridoio ancora da controllare, va bene. Il principe oggi non è che ha preso degli schiaffi, ha avuto dei cazzotti in faccia non indifferenti. Le 8 porte. Ci serve la chiave dal fondo del lago. Oh porca di quella miseria. Oh Dio Però mo santissimo. abbiamo tutto il percorso sbloccato. Dobbiamo aprire solamente le cose, lo zio. Ok, questa tu tira. Io Lo tiro possiamo fare perché... inizio run tanto questo. Apriti. Apriti! Ok. Per l'amor del cielo. Oh sì. No, Lei. ehi, Come si fa a fare in Ehi. mezz'ora tutto questo? ehi, non scherzare. Voi serve la chiave giù. Apre una delle 8 porte. Vabbè, ci possiamo tornare sempre, mo qua. Il problema non c'è più. Noi apriamo tutto là sotto, riprendiamo, vediamo qua, tutto, e apriamo. Allora, potremmo fare una run. Sì. Con la pump room ci svuotiamo il lago. Esatto. Noi partiamo col lago svuotato. Di mattina un giovane si sveglia, E va là. va nel lago e prende la chiave. Prendete Poi sale su. Sì. Poi spera che esce di nuovo la pump room, perché se non esce la pump room il piano perde. Sì. Nel momento in cui esce la pump room, lui rimette l'acqua correttamente dentro con la barchetta, gli fa lo stesso passaggio di mo', arriva qui pure con la chiave, perché quella chiave qua deve aprire qualcosa, Gianmarco. Però a te modo non serve più fare il passaggio, perché se tu mo svuoti qua sotto Sì. e noi stiamo dal lato, diciamo lato non della barca. Potremmo arrivarci settando il primo e lasciandolo lì e poi entrare dall'ascensore, così già ce lo troviamo girato, almeno per arrivare da quel lato lì. No, io sto dicendo un'altra cosa. Allora, però aspetta, Gianmarco, stiamo facendo i conti senza una cosa nel Sì. mezzo, c'è l'altro corridoio. Ah sì, questo sarà un altro shortcut, no, che ho visto fuori anche da là. Quindi magari adesso non c'è manco più bisogno di farla sta parte lì, e quindi svuotando la piscina. Pure per il tunnel, Regen, tieni a mente anche quello, prossima volta si fa anche il tunnel, il buco del tunnel là. Allora, Sì. cos'è qua? Però non è interagibile. Gli serve corrente? Questo è lo stesso macchinario che c'era nella Cazzo si può boiler. vedere la corrente qua? Ah no, proprio un cazzo. No. E che porta è qua? Non sto capendo. Rondel. Lo zii, qua dobbiamo venire. Aspetta. Mettendo la boiler. Ma mo lo trovate, mi sa stava in quella zona. Aspetta, Regen, in che senso? Allora, Non sto capendo. la stanza boiler. Sì. Quando la mettiamo, piano inferiore, c'era un macchinario tipo questo che aveva una lucina pure lui in basso a sinistra Ok. e non ci sembrava servisse a qualcosa. Uh-huh. Magari metti la boiler, attivi quello e simile a questo si attiva pure questo qua e si apre la porta. Ok. Allora, di qua E qua abbiamo già fatto, no? noi se pure volessimo provarci, noi entriamo da qua, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per uno che si prende perché usciamo mo da qui, se non era fatta
Non c'è altro cibo nel mezzo. Più gli altri uno mentre saliamo sopra, lo zio. Ma già facevo Allora, almeno una 25-26 passi. queste qualcosa fanno. Ma non mi fa niente, comunque. Pure un altro uno qua. Allora, mo voglio vedere girando la leva questa qua da qui. Magari si sblocca uno short per farlo direttamente e ci mette tutto a posto. Yeah. Allora, altri corridoi, altre cose non ci sono. Se io mo tiro te... No, giri sempre normale. Ti farei andare di là, ma tanto mo possiamo andarci sempre, lo zio. Il carrello l'hai tolto. Aspetta. È esattamente la porta rossa, quindi Regen. Quindi aspetta. Se la porta rossa è collegata a quel tubo vuol dire che ci possiamo andare dall'acqua e non da là. Qua non c'è niente. Ah, perché dobbiamo cambiare giro. Ah sì, perché mo quello ci riporta là e da là rigiriamo. Vabbè, tanto mo abbiamo tutti gli accessi, quindi non c'è più problema. E poi... Anche perché è vero, paradossalmente mi stavo dimenticando del fatto che mo adesso, avendo completato già l'altra stanza di là, non ci serve più avere la fontana. Quello prima, infatti. Con i passi purtroppo è un peccato proprio perché ci eravamo arrivati. Ah, dietro la porta ci sono i livelli della Pamperu, ma allora suba, va bene, tutto a posto. Easy. Qua non c'è niente, di qua possiamo uscire. Quindi tu dalla prossima volta svuoti da qua, prendi la chiave che ci serve e rientriamo da là. Però aspetta, Giamma, aspetta un attimo. No, cazzo che non abbiamo messo uscite qua, perché noi mo, stando da qui nell'ascensore, potevamo risparmiare 3 passi senza fare le uscite fuori. Ah, ma sono comunque pochi, lo zio. Uno... Aspetta però, aspetta, allora. Risparmia. Eh sì, a questo punto se ci stanno solo i livelli del Aspetta, cazzo, sì. 7. Scende? No, perché ci vuole la keycard. La prossima anno, zio. Che tu sia maledetto principe. Però stasera ci sei andato in un certo modo. Peccato che non c'è qualcos'altro che possiamo fare. No, 2 ragionamenti. Qua sotto niente. 4 chiavi, ma non ce la facciamo. Nel per workshop abbastanza. per vedere se possiamo fare qualche combinazione. Che noi ce ne manca una. Altre candele da accendere non ne abbiamo, se non mi sbaglio. No, Ma il filmato non si può skippare sto filmato. no, e lo fa ogni volta. Mamma mia, bello. Meno male che non serve più. Avessi solo. Ma non ce la facciamo. Non sappiamo Senti, dove... forse va. No, e non sappiamo... No, Senti ce l'ha detto prima, ha detto 0415 trastatemi. Ok, però noi vogliamo capire il perché questo codice L'ha dove cacciato prima. veniva trovato. Reagan ha contato quanti uomini. Ok, la questione dei quadri era... Lui ha detto bambini e cavallo non contiamolo, fai 0. Prova 0415. Allora, aspetta. Io a Setti gli voglio credere. Guarda. Ma noi in tutto ciò avevamo sempre lo shelter e potevamo prendere dalla stanza. Basta che ci uscivamo. metteva Ah no, aspetta, non possiamo uscire di là. Per la keycard. No. Vabbè, ci vediamo un'altra volta il filmato, tanto poi non lo vediamo più, quindi... c'è un Ma altro di giretto in barca. sì, quello è un ragazzino. Sì, Regan, ma infatti serviranno a qualcosa, raga, semplicemente non ci stiamo arrivando. Mi confondo. Noi mo dobbiamo capire. Innanzitutto fare a sto punto una run. Io voglio capire in meno di un'ora come si fa a fare tutta questa roba. Come? Au.
ti devi uscire di culo di avere Run per- già la pump e capire di dover Esatto. svuotare lei e arrivare già una volta all'anticamera. Ti fai là, metti l'acqua, togli l'acqua, scendi giù, apri su, metti dentro, butta fuori. In un giorno, al day one. Sì, perché come cazzo fai? tu la chiave non ti serve sbloccare l'ascensore se svuoti la fontana e scendi da là. Quindi tu vai di là, fai quello, puoi fare già il giro. No, sì, si può fare, però è una run perfetta. Andiamo a fare un altro giro in barca. No, ti ammazzo. Mamma. Bot Simulator. Allora, noi andiamo di qua. Pippo non c'è niente da vedere, Pippo Baudo direttamente. Allora, Ragazzi, ma mi sa, non c'ha la fame, arriva alla stanza. Quella no, qual era? aspetta. È qui. 1, 2 e 3. Minchia, che culo. Vai, 0415. Senti, allora, in tutta onestà, Senti. hai visto la soluzione o è il ragionamento che avete fatto? Sudate teste di ca- Senti, tu non me la conti giusta però, In tutta onestà non ce la prendiamo, però vogliamo sapere questo codice da dove è venuto fuori, poi No. giusto per capire. No, ti giuro. Senti. No, guarda, davvero, va bene la battuta e tutto, però se l'hai letta sulla soluzione, diccelo pure tranquillamente. No, c'è la lettera, Regan. C'è la lettera pure, non è solo la No, c'è anche la lettera. Ma 0 perché? Cioè, 6. è la 6. Ok. Ok. Va bene. Comunque poi ci sarà da vedere un video di approfondimento Sì, della lore perché... Aspetta, fammi vedere un attimo una cosa. Ok, quindi c'entra un pochettino comunque il concetto di viaggio del tempo. C'è pure un penso qualcosa a livello politico e qua in mezzo. Ma adesso no, boh, allora effettivamente ci sta. Se conti Allora. solo uomini e donne, invece di 4 metti 0,4, metti 15, ti trova. Quindi c'è può sta in realtà. Sì. Ci ha dato anche 5 passi perché c'era un'arancia lì, quindi riusciamo anche a vedere. Allora, se noi facciamo lui con niente, leva, e questo è sempre per la situazione lì. Leva pala e martello, fai l'hammer potentissimo. Leva e batteria Fai vedere? con martello, Ah, giustamente è quello l'altra che era il combinazione. martello, sì. Questo niente. Quindi scusami, Col palla, compasso. leva e... L'avevamo fatto pure questo. Ok. Penso che io sia come Vincenzo. No, se ti hai ragione. Penso ti abbia dato indirettamente del pezzo di merda come. Sì. Riflettevo su cose da fare a setti dell'intimità, capito?
No, non ci abbiamo altre combinazioni. Dimmi. Pala e leva che fanno? Allora, pala e leva. La vedi se c'è Aspetta, con la batteria. no, con l'oggettino portafortuna del coniglio. No, il terzo è ah, è Rabbit Foot. È vero che fa? È lui, Jackhammer. buttato dentro. Ciao, il più broken lever più rabbit foot. Questo mo ci salva pure la combinazione. Che cosa fa questo mistico oggetto? Abbiamo fatto tutte le creazioni, abbiamo fatto. Cazzo sei? Allora, grazie. Noi ti ringraziamo. Tu cosa fai? Tu fai tutto. Cosa serve? Ma è tipo la trivella. Oh, Sei la pala trivella, suprema. Sì, la è pala una- suprema. Sì. Vabbè, un po' sprecato, però sì. Quindi leva, rabbit foot e pala. Va bene. C'è una buchetta, c'è qualcosa da fare. Niente. Va bene. Principe, fino all'ultima goccia che abbiamo spremuto stasera. Ma Sì, lanciarlo suca. No, non si può lanciare, ragazzi. Ok, mo fai però save ben qui. No, e mo non ce la facciamo perché abbiamo fatto una run, ma l'abbiamo fatta di tutto abbiamo fatto. Mamma mia, ragazzi. È proprio il trivellone, ragazzi, sì. Quindi altro trofeo preso. Sì, Completati enigmi. sì. Vista la porta 46, almeno l'abbiamo vista, l'hanno cercata in tanti, noi almeno l'abbiamo vista. Però c'è ancora qualcos'altro nel gioco che dobbiamo un attimo capire. C'è ancora, sì. Allora, Dobbiamo noi sbloccare le altre cassaforti pure, che tarantella. Ah, erano 6 lettere, 8, ma che porto- che mo quelle escono pure nel menu della mappa. Noi adesso ne abbiamo 2. Reagan, buonanotte, che aveva già salutato. Ragazzi, buonanotte a tutti, Sì, noi grazie. ci vediamo domani, grazie mille a Grazie a tutti. tutti. Se Tony ha perso la scommessa, me lo domani mi impegno lo stesso. Buonanotte. Buonanotte. Nel dubbio, succhiol. Succhiol.